Sì. Prego, si accomodi pure. Qual è il test che sentiamo ora? Pippo. Pippo, sì, avevo già detto a... Bene, ispettore, legga pure la formula. Accendi il microfono, scusi. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mi è conoscenza. Bene. Allora, le sue generalità. Buongiorno, sono l'ispettore della Polizia di Stato Pippo Francesco, in servizio presso la squadra mobile della Questura di Roma. Sì. Prego, allora, il pubblico ministero. Sì, buongiorno ispettore. Buongiorno. Senta, lei ha proceduto a visionare dei filmati relativi al giorno dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Quali filmati ha visionato? Ho visionato un bar, le telecamere di un bar situato in via Tito Labieno e anche quello all'intersezione con la Tuscolana Meo Pinelli. Sì, allora queste immagini quindi sono state, i filmati sono stati acquisiti dagli impianti di videosorveglianza? Sì. Il giorno stesso dell'omicidio? Guardi, l'omicidio è avvenuto il 7 agosto pomeriggio, sì, è stata consultata nella serata e di fatto forse acquisito l'indomani, insomma, nel senso sempre l'8, intendo l'8 nella notte, nel corso della notte, se non la sera stessa, adesso non ricordo l'orario preciso. Lei ha proceduto sia all'acquisizione che alla visione? Io ho proceduto, sì, per quanto riguarda ora entrambi i negozi, gli esercizi commerciali, sì, di entrambi, sia acquisizione che visione, sì, le confermo. E per la visione di questi filmati, come ha dovuto effettuare, che tipo di operazione? Allora, guardi, nell'immediatezza, per quanto riguarda il locale sito in via Tito Labieno, il RAB, se non sbaglio, la prima, telecamera consultata, è stato eseguito sul posto nell'immediatezza, ovvero semplicemente visionando il ritorno che dava il sistema di videoripresa. Quindi era, dopo l'evento criminoso ci siamo ripartiti e io ho individuato quel tipo di esercizio che poteva collimare con un'ipotetica via di fuga e quindi è stato consultato nell'immediatezza visivamente, semplicemente consultando appunto l'hard disk del sistema, ovviamente supportato dai titolari, perché in quel momento non era reperibile il tecnico. E poi di fatto si è proceduto a una migliore studio presso i locali della squadra mobile. Ma li ha acquisiti, lei ricorda la durata dei filmati, insomma quello che se l'orario dei filmati coincideva con quello reale, ecco, ci dia qualche elemento. No, guardi, ricordo sicuramente che c'era una distorsione di orario, nel senso che rispetto all'orario effettivamente reale c'era un ritardo o un anticipo di una decina di minuti, adesso non ricordo con precisione, però con l'allineamento... non ha degli atti l'ispettore che può consultare, lo autorizziamo in aiuto alla memoria, sì, alla lettura dei suoi atti. Ce l'ha l'annotazione? Sì, effettivamente... cerchi di essere preciso. No, è corretto, mi rendo conto anche dell'importanza del... Sì, qui effettivamente menziono che do atto che c'è l'orario delle telecamere hanno un posticipo di 10 minuti rispetto all'orario reale. E l'orario reale lo evinco appunto da un sito abbastanza conosciuto. Sta parlando di quello di via Tito Labieno? Tito Labieno, sì. Quindi c'è un ritardo do conto di 10 minuti e 20 secondi rispetto all'orario reale e che poi va, mi sento dire, abbastanza collimare quella che potrebbe essere il frangente del crimine. E qui nella notazione lei dà atto anche della modalità con cui è stato acquisito, può essere più preciso rispetto a quello che io ho detto che vedo che non sono stato così preciso, adesso io ricordo nel frangente che c'erano difficoltà di estrapolazione dei dati, nel senso che i titolari hanno contattato il tecnico, il cosiddetto tecnico, che inizialmente non era proprio raggiungibile e non poteva recarsi sul posto, di fatto non ha operato lui l'estrapolazione del dato e
è stata operata da lui, ma non contestualmente, diciamo, la sera stessa, bensì l'indomani mattina, l'estrazione del file. Adesso non ricordo come, diciamo, noi lo acquisimmo, nel senso se era un supporto USB o se fosse una masterizzazione, ma credo che sia USB, così me lo ricordo, forse, insomma. Sì, ma era nell'estensione originale, lei nell'annotazione ne dà atto. Certo, no, assolutamente sì, anzi, adesso che giustamente lei mi dice, l'estensione era un punto DAV, che è un formato che sarebbe, diciamo, non così facile codificare se non dal sistema, diciamo, di videoripresa stesso, e io operai una copia del dato originale e la copia la dovetti aprire, ma nell'immediatezza un po' dell'evento, in ufficio, tramite l'applicativo VLC Player, che di fatto permette una commutazione dell'estensione affinché venga letto dal dispositivo. Ok. E senta, quindi sul filmato che lei ha visionato erano presenti immagini utili? Ha rinvenuto delle sì, immagini diciamo utili? che non avevamo elementi, forse è stato il primo, la consultazione immediata, intendo sul posto, è stato forse il primo, adesso così un po' ricostruendo tutto l'escursus, è stata forse la prima immagine di una situazione dubbia, perché al momento non avevamo alcun elemento. Io semplicemente, venendo a transitare questo scooter con delle persone, diciamo così, vestite il 7 di agosto, in orario comunque compatibile con quello che poteva essere, diciamo, i tempi, mi sono, diciamo, interessato a questa situazione e di che ho dato atto. Ho visto quindi transitare questo scooter con 2 persone a bordo che percorrevano appunto via Tito Labieno da via Lemonia in direzione via Tuscolana. Poi un particolare importante è quello che dalle telecamere ho visto risalire il signor Massimo Ragona, se non sbaglio, che successivamente ha deposto a sommare informazioni il fatto che appunto ha rischiato di essere investito da questo scooter che ha attraversato il semaforo rosso, se non sbaglio, di via Tuscolana con Tito Labieno per poi dirigersi, adesso non ricordo la via. Ma tutte queste indicazioni che il test non ricorda sono nella sua annotazione? C'è un'annotazione che chiederemo di produrre anche sì, con però le diciamo immagini. il test lo facciamo parlare ed è preciso perché tutti No, questi non ci ricordo mancherebbe. in quale direzione. Ispettore, c'ha Guardi, l'atti, no, ha se li ragione. legga se non se li porta dietro, poi se c'è un accordo magari per le immagini come abbiamo fatto Sì, prima. sì. Sulle E no. immagini neanche? Presidente, ha ragione, sì, la via di... Ispettore, qua stiamo per No, ha capire, ragione. noi non abbiamo mica gli atti. Faccio più uso di quello che ho scritto. Meglio, Mi aiuta la perché- memoria, la ringrazio. Sì, signor Giudice, solo per precisare... Un attimo, aspetti un attimo. Allora, ha detto che ha visto questo mezzo passare con 2 Sì. persone a bordo. Sì. È riuscito ad apprezzarne l'andatura, la velocità? Sì, adesso era rispetto al traffico normale, ricordo che era una velocità sostenuta, adesso sì, non saprei quantificare, però insomma è sfrecciato tecnicamente. Senta, era possibile individuare il modello di scooter? Allora, guardi, da scooterista quale sono, ho deputato, ed è un apprezzamento soggettivo, me ne rendo conto, fosse innanzitutto uno scooter di piccola cilindrata, perché il particolare della... Prego? Aspetti un attimo che è saltato anche a noi, ha ragione, aspetti che chiamiamo la sala regia per ripristinare il collegamento video. Adesso c'è di nuovo. È tornato adesso, vedete? Sì, confermo. Va bene, perfetto. Allora, del passaggio ho potuto apprezzare il cosiddetto targhino, la targa diciamo di dimensioni ridotte rispetto alla targa degli scooter che hanno una cilindrata oltre il 125 e quindi ho deputato fosse un 50 centimetri cubi di cilindrata, diciamo. E poi sì, sicuramente essendo scooterista ho deputato fosse un Piaggio Liberty, ma più che altro per le fattezze dello scooter. Però è stato un apprezzamento personale, insomma. La targa si leggeva? No, assolutamente no. Guardi, l'unico frangente per quanto riguarda la targa è le dimensioni, che mi hanno fatto concludere fosse uno scooter di piccola cilindrata.
Era munito di bauletto? Oppure... Sì, avevo il bauletto. Quindi questo è un particolare che si coglieva? Sì, sì. Sì, diciamo la velocità era sostenuta ma sempre nei limiti di quello che poteva permettere la strada, insomma non era un'autostrada, era una strada urbana, adesso sì, che non rispettasse i limiti non saprei. Insomma. E quindi quello che le ha consentito sì. di ricollegarlo all'autore del fatto, al killer, visibile nel filmato, oltre all'orario compatibile, gli altri particolari quali sono? Allora, guardi, innanzitutto questo, un po' come ho detto prima, non avevamo contezza di chi, come e cosa avesse effettuato l'omicidio. È stato sicuramente la nostra attenzione è stata attirata da questo frangente, dal fatto che comunque il conducente fosse occultato in maniera importante il 7 di agosto, e l'orario compatibile sicuramente. Ho notato, ricordo, perché insomma la notazione magari forse non ha fatto vincere, questa bendatura all'altezza dello stinco destro, che mi ha dato così l'impressione potesse appunto celare, ho ipotizzato una notazione effettivamente potesse celare qualcosa di un trattamento emoliente post tatuatura, uno stesso tatuaggio, una ferita o qualcosa, comunque era evidente un bendaggio sulla gamba destra. Il bendaggio, ok. Sì. Senta, si coglievano dei particolari anche rispetto allora innanzitutto la persona che aveva il bendaggio, chi era? Il conducente? Era il passeggero. Il passeggero. Che era... erano visibili anche dei particolari relativi al conducente? Allora, innanzitutto, tornando al passeggero, era evidente la differenza di altezza. È vero che il posto del passeggero è tendenzialmente più alto rispetto al conducente, però era marcata la differenza. Quindi sì, per quanto riguarda invece il conducente, adesso il mio particolare era che era sicuramente vestito in maniera inopportuna, inteso a livello di copertura, insomma, aveva, se non sbaglio, le maniche tutte coperte e calzava un paio di guanti bianchi. Io qui ho scritto lattice, però effettivamente l'immagine dovrei rivederla sì, ho scritto lattice perché forse mi era data l'idea che fossero particolarmente attillati. Indossavano il casco entrambi? Entrambi il casco oggetto, sì, se non sbaglio avevo scritto entrambi il casco oggetto, sì. Ok. Quindi sulla base di queste immagini lei ha detto che ha visionato anche quelle dell'altra videocamera? Sì, intendo l'altro esercizio commerciale, Meo Pinelli intende quello, sì, dottoressa? Sì. Sì, è il locale che sta in crocia e posto all'intersezione tra Tito Labieno e via Tuscolana, e anche qui si è in orario compatibile con la estensione del ragionamento fatto al bar precedente, quindi come tempistica, non so se sono 30 secondi dopo, è stato visto in primis, mi ricordo l'estrapolazione ci ha permesso di vedere Massimo Ragona, quel personaggio che le dicevo prima, poi è stato escluso, che ha dichiarato di essere stato quasi investito, iniziare l'attraversamento pedonale di via Tito Labieno, e quando lo stava quasi concludendo si nota dalle telecamere il passaggio con il quale si vede appunto lo scooter che... E quindi la direzione di fuga? Sì, guardi, la confermo, la direzione di fuga era, quindi con le spalle a via Lemonia, direzione di fuga, le confermo, sia via Orazio Pulvillo. Via Orazio? Pulvillo, dottoressa, l'intersezione opposta rispetto a via Tito Labieno. Il proseguimento via Tito Labieno va in via Orazio Pulvillo. Ok, quindi questi sono gli unici impianti di videosorveglianza presenti nella zona, insomma, sì, che sì, hanno consentito sì. di fare di acquisire questi frammenti. Guardi, abbiamo fatto un controllo e non ricordo in questa zona altre telecamere che avessero potuto riprendere l'evento. Ok, io direi che altre domande. Sì, no, è semplicemente questa precisione. Questa non la vogliono produrre. No, Un attimo. Tu devi chiedere qualcosa. Per guadagnare un attimo di tempo, Presidente, dato che noi dovremo fare delle domande che esigono la esibizione di alcune foto, Sì. possiamo fare di questo fascicoletto, diciamo, E una fotocopia come è stato fatto prima? Che atti sono? Sono produzioni? Sono le foto che anche il PM adesso vi darà,
è un ingrandimento della foto proprio del passaggio dello scooter, del frame che Del individua bar lo scooter con la persona, con la fasciatura, eccetera, solamente che è ingrandita, perché abbiamo da fare delle domande sul modello, Sì, sì, anche noi un attimo. anche voi, e quindi, poiché abbiamo dei modelli di comparazione, perché la Corte ci possa seguire meglio, sono foto di Sì, moto ma per capire prese. che cosa volevate Sono produrre. foto di moto, di modelli di motorini qui, Ok, di motocicli. di motocicli. Quindi una foto e un vederle ingrandimento anche noi. Mancherebbe. quindi una foto, un ingrandimento della foto oggetto di registrazione, e altre sono foto di ciclomotori. Sì. Il pubblico ministero invece? Sì, Stiamo vedendo. un attimo, perché questa immagine sta pure in quelli della scientifica, no? Sì. Questo l'ingrandimento? Sì, no, questa sì, lo persona. so. Vabbè, no, va bene, ma tanto è tratto sempre dalla telecamera. Sì, allora, Vogliamo ragionare sul modello? No, ma anche, allora, sì, non c'è problema. Volevo, tra l'altro, un attimo, prima di... Sì, vogliamo cancellare questa scritta? Presidente, noi del test appena sentito abbiamo 2 annotazioni, è corretto? È corretto. Perché la prima annotazione è del 8 agosto all'1 di notte, diciamo. Sì. Quindi si capisce, ovviamente è la primissima valutazione e esaltazione degli elementi, e c'è una seconda annotazione sempre dell'8 ma delle 10 del mattino, corretto? È corretto. Allora, noi vorremmo, proprio ai fini, diciamo, sempre di questa migliore comprensione, le conoscono le difese, in realtà la parte descrittiva e o valutativa, chiamiamola così, ad esempio sul piaggio, sul possibile paggio, il test ha già riferito, non è che ci siano cose diverse e nuove, però è utile perché ci sono le fotografie a cui il test ha fatto riferimento, e anche qui, diciamo, si chiede la produzione di queste 2 annotazioni, tutto qua, visto che diciamo, c'è una richiesta Allora, di intanto fotocopia. in corso di esame vediamo le richieste, quelle che sono le richieste delle parti. Su questo come prima, sulle annotazioni ci sono problemi? No, io da parte nostra... Sì, no, mi sto riferendo alle difese perché volevo sapere se potevamo acquisirle sull'accordo. No, Presidente, stiamo ricontrollando, ma mi pare che effettivamente il contenuto valutativo è conforme a quello Alle che dichiarazioni del che ha già test, reso, quindi non mi assolutamente. pare che abbiamo motivo Vabbè, per opporci. Appunto. E invece per quanto riguarda, allora quindi diamo atto che sull'accordo delle parti vengono acquisite le annotazioni a firma del test. Sono dell'8 agosto all'1 e alle 10. Quindi datate 8 agosto 23, ore 1 e ore 10. Sì, 8 agosto 19. Cioè. Sì, scusate. Volevo soltanto evidenziare, lo dico così perché poi c'è una produzione difensiva di un'immagine della scientifica. ingrandita, estratta dall'impianto di videosorveglianza di via Tito Labieno. Solo volevo evidenziare che c'è un appunto manoscritto lateralmente, quindi viene acquisita, esclusa qualunque riferimento all'appunto manoscritto che vi è Quella è una apposto. valutazione, diciamo, erronea, ma è una valutazione. Nonché, quindi un'immagine, scusate, sono contenta di questo clima, diciamo così, cordiale fra le parti, però se la nostra cancelliera, anzi il nostro funzionario non sente. Allora, quindi un'immagine con questa precisazione, quindi diamo atto che la prima immagine presenta un appunto manoscritto che ovviamente non è stato apposto dalla difesa e che non fa parte del documento originario. Poi vengono prodotte invece 4 fotografie, anzi 5 fotografie di modelli di ciclomotore. E quindi le annotazioni sull'accordo, questa produzione della difesa senza opposizione da Vorremmo parte del che i pubblico giudici, ministero. mentre facciamo le domande,
possano disporre. Adesso vediamo, sì, perché non è che possiamo... No, perché quella magari era importante, riguardava il video, quindi insomma ci sembrava fondamentale, perché poi ce li passiamo. No, i ma soprattutto documenti. i modelli di ciclomotore. No, lo so, nel senso... Poi li guardiamo in Camera di Consiglio. Sul abbiate modello pazienza. io ho una riserva, nel senso che se non ero, ma perché adesso non è che c'è una... No, l'abbiamo dato. Allora, posso rivederlo un secondo? Sì, un attimo, venga. No, io ho già sollecitato la Presidenza a fornire un ausiliario per aiutare nella conduzione dell'udienza, perché il Cancelliere, se si alza continuamente, evidentemente non riesce a Sta in forma, verbalizzare. però, il Vabbè, il Cancelliere è informissimo. È informissimo il Cancelliere, no? Il nostro funzionario è eccellente, come tutti sanno, però ciò non toglie che se avessimo un'altra persona No, e allora ci le aiuterebbe. dico perché c'è l'opposizione. Quindi c'è Perché- opposizione sulle foto dei ciclomotori? Spiego anche. Sì, prego. Perché è una selezione, nel senso che i Beverly o Liberty sono... Ma ancora non abbiamo fatto le domande. No, e lo sto dicendo io, Il siccome punto so... di produzione. Scusate, siccome Prego. so benissimo dove volete andare a parare, diciamo Ah, così, ecco. allora dico che è difetta questa produzione, cioè Sì. si può produrre anche tutto il catalogo della produzione della Piaggio, non è questo il problema. Il problema è che qui sono inseriti solo i modelli sopra i 125 cc. Siccome Beverly, Liberty fanno sia quelli che a Roma si chiamano i cinquantini, no? Cioè che sono sia Ciclomotori. i 125, sia i 150, sia alcuni modelli come il Beverly il 300, che hanno una foggia simile ma dimensioni diverse per ovvi motivi. Allora, questa produzione è suggestiva, perché produce solo ed esclusivamente... Un attimo, avvocato è un documento, cioè, se vogliamo fare una comparazione, la facciamo come si deve, nel senso che si prende tutto il catalogo, anche perché poi il test ha dato un dato, diciamo così, significativo, il targhino, come si dice, cioè la targa piccola. Poiché l'indicazione è già stata dal test, allora o si produce l'intera produzione del modello Liberty, cioè 50, 125, 150, se no altrimenti c'è opposizione. Noi non è che stiamo facendo una consulenza qui. Però, Io ho semplicemente anticipato che avrei esibito, questo spero di poterlo fare, alla Teste, facendogli delle domande sul modello, le foto di alcuni modelli. E perché la Corte potesse seguire il senso delle mie domande, non è che io ho prodotto, non è che ho fatto una selezione, come possiamo dire, a fini di una comparazione tecnico-scientifica. Io farò delle domande e perché voi mi possiate seguire meglio ho prodotto le effigie dei modelli sui quali farò le domande. Ma lasciamo stare. Ma Va bene, avvocato, lei ha anticipato, la difesa ha anticipato una produzione funzionale alle domande che farà. Evidentemente l'ammissibilità o meno del documento che si intende esibire è funzionale alla domanda che si deve porre. Poi è chiaro che valuteremo all'esito dell'intera deposizione, fermo restando che ci può essere, qualora fosse un elemento di rilevanza, la produzione di altri documento finalizzato a dimostrare il contrario. Partiamo dal dato che il test ha detto che per lui era un cinquantino, perché Sì, aveva il termino piccolo. Per correttezza Sì. processuale, Sì. Presidente, ovviamente questo Sì. era perché doveva lasciarsi traccia che ovviamente non c'è opposizione alla produzione della fotografia, quella con la glossa curziana, diciamo così, quella con l'annotazione a margine, nel senso quella È un sta- ingrandimento è un del ingrandimento, video, eccetera. come tale riconosciuto dalle Non parti. c'è raccordo tecnicamente No, ma non abbiamo sulla parlato di produzione accordo. dell'altro, poi dopodiché la produzione deve rimanere, perché come dice l'ottimo avvocato Ragazza, deve rimanere traccia. Sì, rimane traccia. Allora, adesso abbiamo anticipato la produzione, ma eravamo ancora in corso di esame da parte del pubblico ministero. No, non mi sembra che avessero... Avete concluso? Non era chiaro. Avete altre domande? C'è anche la parte civile. Abbiamo concluso. allo Adesso stato dicono sì. che abbiamo concluso. Allora, intanto abbiamo dato atto dell'acquisizione e dell'adozione sul consenso delle parti. Adesso sentiamo se la parte civile ha domande. Sì,
Sì, non so. La facciamo intervenire prima la parte civile. Proprio perché chiedo pure io che rimanga a verbale una circostanza, volevo chiedere, Avvocato Ranalli, per la parte civile Andrea Piscitelli, la telecamera rispetto al senso di percorrenza dello scooter è sul lato destro o sul lato sinistro? Lei si riferisce al primo locale? Sì, al locale, sì, quello che inquadra lo scooter nel momento in cui passano i due soggetti. Quindi Allora, parliamo di Tito Labieno. Di Tito Labieno, sì, esatto. Quindi via Lemonia alle spalle, direzione via Tuscolana, alla destra. Quindi sta sul lato destro dei due soggetti, quindi inquadra le gambe lato destro, parte destra, dei due sì, passeggeri. sì. Grazie. Va bene, allora intanto Sì, forse per maggiore precisione, è sulla direzione, la telecamera è della direzione dello scooter, cioè Sì, nel senso lo scooter, quindi con via Lemonia alle spalle, la direzione è univoca, perché se non sbaglio la strada aveva uno spartitraffico o qualcosa in mezzo, e l'unica direzione possibile era appunto discorrere via Tuscolana, e quindi sì, lo ritrae con la parte destra. sì. Lei già ha dato delle indicazioni, però più volte ha detto che ha attirato la sua attenzione il modo in cui erano vestiti. Sì. Mi può ulteriormente specificare? E soprattutto lei ha parlato di casco jet, siccome che per definirlo jet ha delle caratteristiche, se lei mi può un attimo specificare queste Sì, cose. non era un casco integrale, sì, ovvero non era celato, almeno ricordo che non fosse celato totalmente il volto, aveva una copertura parziale, appunto il casco jet, quindi non aveva la mentoniera classica del casco integrale, e quindi ho deputato fosse un casco, diciamo, più leggero, insomma, meno protettivo. Potrebbe anche essere modulare? Guardi, mi era sembrato di no, però tecnicamente convengo con lei, nel senso modulare potrebbe alzarsi e diciamo, permettere una protezione diversa qualora fosse abbassato. No, mi è sembrato e ricordo fosse più leggero, il modulare comunque ha un ingombro, diciamo, che è più visibile, me lo ricordo più leggero, insomma, nel senso, adesso non so dire se avesse la visiera o meno, però fosse sicuramente minimo rispetto, insomma, al casco integrale. Sempre in riferimento poi al vestiario, che altre caratteristiche c'erano che appunto ha attirato la sua attenzione? Allora, guardi, per quanto riguarda il conducente, sì, ricordo che era vestito, anche gli avambracci erano coperti, non era in t-shirt per capirci, e indossava questi guanti, diciamo, in lattice, ho pensato fosse lattice, per quanto calzavano, insomma, la mano mi è sembrato particolarmente attillati in questo senso, e quindi era tutto celato, insomma, non c'erano parti del corpo scoperte, sì, era particolarmente occultato il corpo, insomma, non permetteva di visionare parte dell'avambraccio o parte della sì. Okay. Per quanto riguarda invece il passeggero, come dicevo prima, aveva era in pantaloncini corti, ed era in particolare questo bendaggio sullo stinco destro, all'altezza dello stinco destro, bianco, nient'altro. Solo un'ulteriore domanda. Certo. Lei ha detto dalle sue conoscenze che potrebbe essere un cinquantino. Sì. Ha visto per caso, si vede il tipo di targa, perché tra un 125, io non dico la lettura dei numeri, ma la forma e la dimensione della targa? Guardi, è un fatto, diciamo, di mia esperienza personale, semplicemente lo scooter oltre il 125 ha una forma quadrata piuttosto visibile rispetto a altri, invece il cinquantino ha una targa più minuta. Vedendo forse anche rapportato allo scooter di passaggio mi è sembrato fosse di una dimensione più piccola rispetto a una cilindrata, quello che si confà a una cilindrata superiore. Va bene, grazie. Al momento. Mi scusi, ma un attimo solo, prima di dare la parola alla difesa. No, tra gli atti che sono stati prodotti c'è anche una copia del verbale di sequestro della telecamera, ma è un errore, sì, perché questo è già agli atti. Un attimo, adesso glielo dico. Quindi invece abbiamo la notazione dell'8 agosto dell'1 e poi quella delle 10.
questa è quella precedente. Poi volevo evidenziare che nella produzione che è stata fatta precedentemente era indicato anche questo foglio numerato come affoliazione del pubblico ministero 653, che sembrerebbe essere intermedio fra l'annotazione della Milotti e l'annotazione del testo che stiamo sentendo ora, che però a me sembrerebbe diciamo così, uno stralcio del documento di visione delle telecamere di via Tito Labieno. Lo pongo all'attenzione delle parti e in tal senso lo restituisco, nel senso non è stato oggetto di puntuale produzione, vorrei anche dei chiarimenti in questo senso. Perché qui è riportato il RAB anche nel 55, quindi credo che e infatti credo che quello in realtà è l'affoliazione, forse il 654 doveva essere, insomma è affoliato male come numerazione, ma sembrerebbe essere una parte dell'annotazione dell'ore una. No, delle 10. Delle 10, scusate. Presidente, delle 10. sì, quella è una parte dell'annotazione del test delle ore 10. Quindi la difesa ci conferma questo sì, dato. Sì, perché è stata impaginata male. Sì, no, io lo deduco dalla coerenza delle immagini. Presidente, chiedo scusa, però noi abbiamo dato il consenso, sì. ovviamente con esclusione del contenuto delle affermazioni valutative. No? Sì, certo. Anche perché le ha rese qui. Sì. Però non vorrei che il consenso risultasse consenso, diciamo, al contenuto alla parte valutativa. Noi abbiamo dato il consenso per l'utilizzazione e limitatamente alle immagini. Allora è diverso al consenso alla notazione. No, è ovvio che sia così. Lui ha reso quello che doveva dire, l'ha detto. Ma lui ha detto molto poco, sì, perché ma non ha commentato. Dare il consenso. No, avvocato, mi scusi, perché parliamo anche del consenso dato precedentemente, quando si dà il consenso alla notazione, la parte descrittiva. Io avevo capito che non c'era il consenso qualora all'interno dell'atto, mi faccia però concludere, se no vediamo se ci siamo compresi, se no ci rischiamo di... non era dato limitatamente a quelle parti della notazione che avessero un contenuto meramente valutativo, che non fosse la mera descrizione delle immagini. E qui allora avevo capito bene, vabbè, e allora così abbiamo verbalizzato. No, perché dato che il modello è oggetto di ma questo è stato detto chiaramente che era un apprezzamento valutativo, assolutamente, ma mi pare che anche il... Cioè, abbiate fiducia nell'intelligenza della Corte, cioè, ciò che non è, diciamo, oggetto di contesa lo diamo per pacifico. Perché sull'abbigliamento, sulla copertura del resto del corpo, diciamo, sono anche queste valutazioni personali, non è? La fascia ci sta. No, scusate, allora, voglio un attimo una mozione d'ordine. Innanzitutto, quando parla uno facciamo finire l'intervento, a meno che il Presidente non tolga la parola, e poi parla l'altro, se no avvengono sovrapposizioni di voci che creano confusione, cattiva registrazione e pessima comprensione per tutti i membri della Corte. Quindi, Presidente, senza perderci, qualunque rappresentazione valutativa che riguarda anche come è vestito, come non è vestito. Ma scusi. E allora tutto. Allora, Presidente, allora dobbiamo revocare il consenso, su questo non ci sono dubbi. Il consenso che avete espresso, nel senso la parte descrittiva e descrittiva. Se c'è, mi scusi avvocato, se c'è un'immagine di una persona con una benda bianca, che lei come la intende, valutativa o descrittiva? Se invece c'è descrittiva, non c'è dubbio. E allora, se siamo d'accordo sul contenuto e la differenza tra valutativa e descrittiva, non c'è dubbio che non ci possono essere fraintendimenti. Io più di dire che il consenso per l'acquisizione delle annotazioni è dato per la parte descrittiva, esclusa ogni contenuto di tipo valutativo, poi nell'atto potrebbero esserci dei riferimenti, adesso noi non l'abbiamo letti integralmente, non abbiamo avuto il tempo al tempo dell'udienza, se ci fosse qualche richiamo a contenuto di atto di indagine, a presupposti o antefatti che ovviamente non fanno parte della descrizione dell'oggetto di visione, ovviamente non sono, diciamo così, parte del patrimonio conoscitivo della Corte. Non vorrei che su questo si creassero fraintendimenti. Ci siamo intesi. Bene.
Avvocato Ranalli voleva dire qualcosa prima che vi do la parola al difensore? No. Allora, prego, Avvocato Ghiazza, può procedere. Grazie. Buongiorno. Senta, Buongiorno. intanto mi fa capire meglio l'acquisizione del filmato presso il bar di via Tito Labieno è acquisizione dell'originale del filmato o è stata formata una clonazione forense, una copia forense della memoria? No, sul posto è stato acquisito l'originale, cioè tramite supporto, adesso non ricordo se supporto digitale... Scusi un attimo che sentiamo male, se c'è un po' di rumori da fuori. Scusi, prego. No, sul posto non abbiamo fatto alcuna copia forense, è stato acquisito il file in formato originale, in .dav se non sbaglio. Dopo, l'avete acquisito in che senso, in che modo? Guardi, non ricordo molto bene perché c'era un problema, adesso che mi sovviene, i titolari hanno contattato il tecnico e il tecnico non era certo di dire che tramite lo spegnimento, l'interruzione del sistema di videoregistrazione non si adoperasse la cancellazione del dato, sicché la cancellazione del dato, cioè non conosceva lo strumento, secondo il titolare aveva paura che se dovessimo materialmente spegnere la spina del sistema il dato venisse perso. Quindi di fatto si è adoperato semplicemente si è inibita la sovrascrittura del dato tramite, non io materialmente, ma il titolare al telefono con il tecnico, e da lì si è proceduto all'estrapolazione del dato. Intendo dire che non ho operato un sequestro dell'intero impianto di videosorveglianza, poiché le avvisaglie, o meglio, quello che il titolare si era sentito di esprimere era che non sapeva se questa operazione avesse potuto eventualmente formattare l'intero impianto. Quindi avete sostanzialmente scaricato su una pennetta, che avete fatto? Guardi, non ricordo il frangente materiale del dato, però sì, è stato acquisito in formato digitalizzato e poi rivisto in ufficio. No, anche in questo caso voi avete prima visto le immagini e poi avete selezionato le immagini da scaricare? Allora, perché immagino che anche qui il video avrà avuto molte ore, naturalmente. Sì, guardi, sicuramente. Hanno poi un impiego di dati, c'è il dato di videoregistrazione molto importante. Noi abbiamo fatto così, sul posto, prima di Meo Pinelli, ovvero l'esercizio commerciale posto l'intersezione con via Tuscolana, quindi si parla sempre di via Tito Labieno, il bar, le prime immagini sono state consultate, non estrapolate, sono consultate direttamente facendo accesso alla memoria del sistema. Sì. Esatto. Intendo dire che poi, è vero, il signor Pubblico Ministero diceva giustamente che la notazione di Meo Pinelli è dell'1 di notte e postuma quella delle 10 di via Tito Labieno. Era solo per dire che la prima consultazione vis-à-vis è stata fatta consultando via Tito Labieno, ma relazionato postumo a Meo Pinelli. Ma è solo un discorso di... Sì, ma la mia domanda era quindi, voi avete individuato quello che a vostro avviso era la parte di interesse della memoria e avete, se ho capito bene, scaricato su una pennetta o non lo so, in un computer o qualcosa del genere, la parte del filmato che avete ritenuto rilevante. Questo Sì. Adesso il minutaggio, adesso il carico di minuti, se non ricordo, siamo sui 50 minuti, no, 10 minuti. Come, scusi? Può consultare gli atti, è autorizzato, okay. No? 18:49. Sì, vedo l'inizio, 18:49, era per... Sarà una decina di minuti, che cosa sarà? No, non faccio cenno alla fine del minutaggio. No, qui è la nota. Cioè non so dirle materialmente quanto durasse questa estrapolazione. No, insomma. È un'estrapolazione. Senta, la modifica della estensione AVI, che lei ci ha detto, è avvenuto sull'originale o su questa copia che voi avete, la modifica dell'estensione? Sì. È avvenuta necessariamente sulla copia che avete estratto voi, cioè su questo... La copia è rimasta .dav. Noi abbiamo fatto una copia del .dav e di conseguenza cambiato l'estensione in cambiato, forse il sistema lo fa di default,
a dire il vero. E quindi è stata una modifica della copia. Il punto DAV è rimasto. E la modifica dell'estensione è una modifica dell'estensione della copia. Sì, diciamo che il file originale è rimasto tale, però Sì, e dov'è il file originale? è stato, se non sbaglio, masterizzato e dato alla polizia scientifica che si adopera di fare questo, di valutazioni Originale, sintetiche. ma non in copia forense, che lei sappia. Non credo in copia forense. Allora, veniamo È stato fatto sicuramente. Prego. No, credo sia stato fatto in un momento successivo, insomma, anche perché si parla di imminenza Vabbè. dei fatti. Va bene, dobbiamo avere un quadro preciso. Senta, veniamo alla sua valutazione, perché lei ha detto che è uno scooterista, lei? Nel senso Sì. che va in giro Sì, con lo scooter. Anch'io, pensi, io ho cominciato col Piaggio, col Ciao Piaggio, poi Morini 54 tempi. Se vuole possiamo passare una nottata a parlare. Senta, lei perché dice che questo qui secondo lei è un Liberty? Mi fa capire meglio questa sua valutazione. guardi, ecco, è corretto, è una mia valutazione, insomma, Sì, sicuramente già ha che del ci personale e del soggettivo, me ne rendo conto. Sì, io sicuramente il targhino, come diceva il signor Pubblico Ministero, mi ha fatto un po' convergere verso questa tipologia di cilindrata, quindi non deputare fosse un 125 superiore, e le fattezze diciamo, di quello che ho potuto visionare mi riconducendo, guardi, sono molto certo sia un Piaggio, ma per esperienza personale, però sì, adesso vedo da quello che rivedo la notazione un po' il fascione avanti sulla destra, prospicente, nonché vedo anche la maniglia sotto il bauletto, diciamo, a uso per far sì, insomma, che il passeggero si regga. No, sa perché le dico questo? Perché quello che si vede con chiarezza in questa foto è la marmitta. Lei la vede la marmitta? Sì, ho un bianco e nero davanti, però sì. Come? Ho una fotocopia in bianco e nero che non è, magari, non so se lei ce l'ha a colori, è più Se evidente. vuole gliela mostriamo. La no, marmitta ma guardi, è sì, la vedo. chiarissimamente inclinata in avanti, no? Siamo d'accordo su questo? Cioè fa Sì, una... sì. E adesso io le faccio vedere come sono le marmitte del Liberty. Il Liberty non ha la marmitta così, il Liberty ha la marmitta quasi parallela al terreno e coperta da un fascione. Glielo faccio vedere? Vuole che gliela faccia Sì. vedere? Sì. Allora, per la Corte sto esibendo... Sì, un attimo che adesso verbalizziamo compiutamente questa produzione, perché Stacchiamo. poi l'avevamo differita a quando lei avrebbe questo. cominciato il controesame. Sì, sì. Possiamo esibire al test, questo è una foto scaricata da internet, facciamo vedere al Presidente del modello Liberty. Quelle foto, avvocato, poi non ce le dà più? Quelle che aveva... Ha fatto opposizione il Pubblico Ministero. Ma più che un'opposizione... L'avvocato mi insegna con le opposizioni, quindi io sono solo, come dire, un mero ma discepolo. se lei recede dalla produzione... No, nel senso, no. No, sto parlando all'avvocato Cagliazza. No, da che cosa devo recedere? No, No, voglio Si è dire, io opposto a questo, lui. io ho, come dire, sottolineato che ma io non ho c'era compreso consenso. benissimo, stavo arrivando al punto, siccome sono prima... stato richiesto di Sì, no, ma mi stavo rivolgendo all'avvocato Cagliazza in realtà. Nel senso, siccome lei prima aveva cominciato a parlare, io avevo detto nel momento in cui inizia il suo controesame si può meglio valutare la pertinenza o meno della produzione alle domande che si intendono porre, vista quella che era stata l'opposizione in senso generale del Pubblico Ministero per un discorso di limitatezza, diciamo, della produzione. Quindi, siccome adesso lei ha cominciato il suo controesame, volevo sapere innanzitutto se voleva produrre la foto ingrandita di cui Sì. aveva fatto menzione prima, su cui mi pare peraltro che c'era Sì. una sostanziale convergenza delle parti. Sì. Sto cancellando i nostri appunti. La glossa curziana è stata c'è tolta. una... Sì, ma io fianco. avevo dato atto semplicemente che chiaramente non era compresa nell'acquisizione la Questo è parte l'ingrandimento. di appunto Ecco, questo è manoscritto. l'ingrandimento. Questa è la foto ingrandita. Vabbè, allora sì, E no, quello lo lì dica adesso- perché poi il mio cancelliere deve verbalizzare, io do poi una sintesi della verbalizzazione, quindi E la poi- foto ingrandita, abbiamo foto parlato ingrandita, prima, e poi 1, 2, 3 e 4 foto di modelli, e 5 con quella che ha in mano lei, di modelli di ciclomotori, Liberty e Beverly, che sono i due simili, ma non tanto simili, anzi
Manco un po'. Cioè no, manco un po' no, perché sono tutti uguali. Sì, sono entrambi Piaggio. Diamo atto quindi che il difensore produce quindi un'immagine ingrandita estratta dal video estrapolato dall'impianto del Barrab di via Tito Lapieno e 5 fotografie di altrettanti modelli Piaggio, Liberty e Beverly. Ma li hanno cambiato. Questa è la tesi vostra. No, nel senso, auguri. No, può essere. Ah, può essere. Vabbè, bisognerebbe vedere poi a quando risalgono questi modelli, se Sì, sono quelli per carità, attuali. però vediamo un attimo. Va bene, comunque diciamo la Corte quindi dispone l'acquisizione dell'immagine e delle fotografie in quanto se in quanto funzionali alle domande che verranno poste dalla difesa. Allora, se le possiamo enumeriamo, esibire- se un possiamo- attimo, le enumeriamo queste fotografie prego. così per la trascrizione è più agevole la comprensione e quindi le foto vengono numerate sul retro dalla Corte con i numeri progressivi da 1 a 5. Allora, se adesso le vengono fatte delle domande che sono funzionali all'esame di queste foto, mi fa la gentilezza di dire se ci sono elementi identificativi del modello che guarda, ce li dice ed eventualmente fa riferimento al numero della fotografia. Allora, lei ha chiesto alla difesa di esaminare la prima delle... Sì, questa fa parte... Sì, però quello non credo che gli serva più, quella ingrandita, la teniamo noi che così abbiamo l'ingrandita. Vediamo. Sì, ma comunque... Grazie. E li sta visionando il test? No. Visionando il modello Liberty. Sì, guardi un po' La quei prima modelli. domanda è quella, ispettore. Sì. La domanda, avvocato, La quindi? domanda è se lei fa una riflessione sulla marmitta del modello Liberty, sulla marmitta del modello Beverly, che sono rappresentate nelle foto che lei ha, e le compara con... per sapere se lei mantiene quella sua valutazione, ha capito? Non è che tanto qui siamo... Nella fotografia ho visto che ci sono delle indicazioni che sono tratte dalla estrapolazione da Google, insomma da Sì. internet del Sì. modello, si dà atto del tipo di modello e soprattutto dell'anno di commercializzazione? Domanda faccio al difensore. Non Che lo adesso so, ho dato al test le foto. abbiamo scaricato da internet i due modelli e ci danno questi, quindi immagino che sia sicuramente il modello anche 2019. Ante 2019, non anche. Buongiorno, avvocato Moiraghi, quindi intervenuta. Ante 2019 sono i modelli che abbiamo scaricato. E risulta in qualche modo da quelle foto, adesso poi le controlliamo. Va bene, Questo intanto adesso mi chiede- vediamo, intanto vediamo un attimo. che Vede cosa che vede la lì. marmitta proprio non c'è verso, sono due marmitte completamente diverse, no? Me ne dà atto di questo. Sì, beh, non è che sia così differente, però sì, obiettivamente mi rendo conto che sia stata una valutazione personale, infatti ho usato un avverbio verosimilmente proprio per Ma questo. io gliene nel do atto, senso per che carità, era... adesso sì, obiettivamente la marmitta mi pare differente, pare più assomigliante al modello di Beverly che lei mi fornisce, ma sì, ma non è che la vinco così con chiarezza, ecco. Vabbè, ne prendo atto. Noi acquisiamo queste foto agli atti e poi ognuno farà le sue valutazioni. Andiamo avanti, mi scusi un attimo. Vabbè, poi chiediamo dopo. Ecco, ma questa... Prego, sta dicendo vada pure qualcosa, avanti. Presidente? No, prego. Comunque nessuno ha fatto che le risulti un accertamento comparativo, nessuno intendo dire, polizia scientifica, voi, un accertamento più specifico sull'identità della marca di questo motorino. Perché, dico,
glielo chiedo, perché sono abbastanza sorpreso, è una foto abbastanza chiara, come mai non avete ritenuto di approfondire in modo, diciamo, scientifico, non so come, sì, usiamo il termine, scientifico, la marca di questo motorino? Allora, guardi, che io sappia, non lo so, nel senso non so se sia stata fatta una seconda indagine. Quello che mi preme dire è che noi come squadra mobile facciamo un diverso tipo di accertamento, nel senso che questo è già un accertamento tecnico che noi nell'imminenza degli eventi consultiamo per prendere una direzione di indagine, ma di fatto ci rimettiamo sempre alla polizia scientifica, al gabinetto interregionale e quello provinciale per un studio di fattibilità di altra natura, diciamo, ecco. Noi lo prendiamo come spunto, però insomma anche la mia visione delle immagini. Questo mi è chiarissimo, quindi evidentemente se non fosse stato fatto questo accertamento e a lei non le risulta è perché si è ritenuto non così significativo o rilevante definire quale fosse il modello. Guardi, stiamo parlando col senno del poi, nel senso che in quel momento, in quella situazione, io ho, diciamo, esaltato una situazione a me strana, che suonava strano, e non sapevo poi come si è appurato, insomma, fosse così collimante con, diciamo, quello che poteva essere l'escursus criminoso. L'escursus? Criminoso, intendo dire con quello che è successo, con la compatibilità degli eventi, insomma, poteva essere una delle tante situazioni che poi si è riscontrato. La Corte poi vedrà a un certo momento che questo invece può avere una grande rilevanza invece sui fatti. E perlomeno sono state fatte indagini sui furti di motorini in quel periodo? È un dato a cui è una domanda a cui non posso rispondere, non so rispondere, non che non posso, nel senso che non ne ho contezza. Io non ho altre domande. Codifensore? Ha domande? No. Va bene. Senta, io vorrei capire una cosa, quindi lei ha visionato queste immagini quando ancora non c'era stata, o perlomeno lei non aveva conoscenza delle immagini del primo impianto di videosorveglianza, cioè quello di Via Lemonia? Le confermo, in sostanza ci siamo, con più equipaggi, abbiamo percorso le varie vie attorno. Quindi avete agito separatamente? Separatamente. Quindi questo è il senso di quando lei ha riferito. Nel momento in cui ho guardato le immagini ho cercato di vedere se c'era qualcosa che mi destava l'attenzione, non aveva ancora elementi di correlazione con qualcosa che invece era stato già visionato precedentemente. Ok? È corretto? È corretto, io non ho cercato qualcosa di particolare, ho cercato la stranezza, cioè una situazione, non sapevo discutere, non sapevo di travisamenti, non sapevo di nulla, quindi semplicemente è stato un dato che mi ha, diciamo, mi ha interessato. Allertato alla sua attenzione. Esatto. Quindi diciamo, possiamo dire che forse il primo dato che l'ha allertato, i due dati che l'hanno allertato in modo particolare, mi pare di aver compreso, sia stato il fatto che andava a velocità sostenuta rispetto all'andamento del traffico e agli altri veicoli, e che il conducente era parecchio coperto per la stagione. Nonché era questo? La compatibilità d'orario anche. E anche la compatibilità d'orario, che quella ovviamente le era nota perché sapeva all'epoca. Sapevamo dalle varie chiamate al 113, quindi. Okay. Poi lei successivamente, immagino, sia partecipato comunque alle indagini, sia pure per segmenti, come in genere è per queste indagini più complesse, è venuto a conoscenza che c'era stata un'acquisizione all'impianto di Via Lemonia? Sì. E che la persona che comunque si era ritenuto di attenzionare dopo la visione di quell'impianto fosse un soggetto che presentava una copertura, una fasciatura, insomma, sulla gamba destra, sullo stinco e sul polpaccio destro? Sì, ricordo, se non sbaglio, il frangente, che se non sbaglio il pantaloncino indossato dal passeggero era collimante con quello che era stato Questo dato del pantalone, che lei non ha riferito nella sua prima dichiarazione, è un dato che ha acquisito dopo aver visionato o avuto contezza del contenuto delle immagini del primo filmato dell'impianto di Via Lemonia? Il fatto che collimassero, che avessero le stesse caratteristiche. Però non c'è, nel senso, la relazione è stata fatta a prescindere da Via Lemonia, cioè intendo dire. Io le sto dicendo, però, per rassegnare in via conclusiva una
diciamo, narrazione di quel che lei ha potuto percepire nell'atto in cui ha compiuto l'atto investigativo proprio, cioè la visione delle immagini, che come ha precisato è avvenuto in un momento diciamo così concomitante probabilmente alla visione degli altri, senza vedere gli altri, e poi in esito, diciamo così, c'era una rispondenza, io le ho fatto la domanda, lei ha avuto contezza del contenuto del filmato di Via Lemonia successivamente? Confermo. Confermo. Quindi successivamente ha potuto riscontrare o meno, questa era la domanda, elementi di, diciamo così, che collimassero fra il soggetto filmato a Via Lemonia e quello filmato come passeggero o come conducente delle motociclo? Sì, le confermo. Le confermo. Senta, riguardo, va bene, sul fatto del motorino lei ha già detto che il suo è stato un apprezzamento personale, che potesse essere un Piaggio Liberty o quel che invece vorrei che lei mi precisasse ulteriormente è l'elemento relativo al targhino. Sì. Targa o targhino? Perché sono diversi il targhino del ciclomotore e la targa del motociclo. Ecco, questo lei l'ha fatto semplicemente anche lì dalla visione dell'immagine, quella è stata una valutazione della visione dell'immagine. Quindi lei è a conoscenza, mi dica se lo sa, se corrisponde al vero o meno, che in questo tipo di modello ci siano più cilindrate? Sì, no, le confermo. Il Liberty in particolare, ma anche il Beverly, si hanno una ripartizione di cilindrata che vanno dalle più basse, forse il Beverly 50 non credo esista, però che si vada, del Beverly sia già una categoria superiore. E quelli che hanno una categoria superiore al 50 hanno quindi una targa diversa? Una targa sì, che è quasi quadrata e si è diversa, invece no, quella al 50 o al 125 Presidente? No, sto dicendo quelli che sono superiori al 50, mi pare che si vada dal 50 al 125, non sono stata. È questo che deve dire, se... lo deve dire, ce lo deve dire lui. La domanda targa, è questa. La domanda è questa. Il targhino, Guardi, poi è la anche il targhino subito... Gergalmente si parla di targhino, comunemente si dice targhino per indicare quello del ciclomotore, perlomeno, insomma, questo è un dato di comune conoscenza. Io le sto dicendo. Le risulta che diciamo così, i motocicli, nel momento in cui hanno una cilindrata superiore al 50 abbiano una targa differente, una dimensione di targa, targhino, come lo vogliamo chiamare, differente? Sì, le confermo. È vero che il targhino ha subito un'evoluzione, insomma, aveva una forma pentagonale molti anni fa, poi... Parliamo all'epoca del fatto, evidentemente. No, intendo dire però poteva essere antecedente, esatto, chiaramente. Questo voglio dirle, insomma, la targa da motociclo a questo punto, più che ciclomotore, quindi da 125 cm3 a salire e ha una forma verosimilmente quadrata, a differenza del targhino che ha appunto è molto più ridotto e, le ripeto, in epoca differente aveva anche una forma pentagonale più ristretta. Non dico che sia quasi la metà, ma è più piccola. È più piccola. Senta, noi vorremmo tornare un attimo sull'acquisizione del file. Sì. Del video. Quindi diciamo, vediamo se abbiamo compreso. In una primissima battuta lei si limita con la presenza del titolare dell'esercizio a visionare il filmato, sì. Corretto? Sì. Quindi a evidenziare immagini che potevano avere un qualche interesse, c'è il contatto con il tecnico che non viene rintracciato nell'immediatezza e si decide di soprassedere all'acquisizione di immagini, mi riferisco alla sera dell'evento, sì. Per timore di perdere il dato. Sì. È corretto? Sì. L'acquisizione del file del video, di una copia del file del video, avviene quindi il giorno successivo? Quando esattamente? Avviene nella mattinata, sì, adesso non ricordo materialmente l'orario perché poi sì, non saprei così, diciamo, fissare un orario, sicuramente nella mattinata, nel corso della nottata, perché di fatto, insomma, è stato un continuo... Però diciamo, mi pare aver capito che avvenisse previo contatto con il tecnico. Esatto, sì, che non era al momento reperibile, poi è stato contattato e poi ci ha dato tutte queste delucidazioni per quanto concerne
l'ipotetico, insomma, cancellatura, insomma, di tutto quello che Cancellazione del dato. Cancellazioni, scusi, cancellazione. Quindi diciamo il tecnico vi dice esattamente cosa fare? Ce lo vuole ripetere poi che cosa Non a avete me, fatto? nel senso ha parlato col titolare, la mia quindi- presenza, sì, anche perché non ho quel Quindi tipo di sono conoscenze. il file, la copia del file, ve la date il titolare o l'avete estratta voi dal sistema? Non lo ricordo come avvenne nello specifico. Mi ricordo che sì, era sicuramente un supporto digitale, nel senso che Cioè questo supporto digitale l'ha formato direttamente il titolare con le indicazioni del proprio tecnico, insomma, per propria conoscenza, e ve lo ha fisicamente dato o l'avete formato voi? non l'ho estrapolato io materialmente, insomma, l'ha fatto il titolare, insomma, in mia presenza, ma non ricordo come ci consegnò, se fosse proprio una chiavetta USB. Non era certo un hard disk, un CD-ROM. Però ve l'ha consegnato lui? Non lo ricordo così precisamente. Cioè, chi è che fisicamente l'ha estratto? Sì, Questo ci interessa. sa, nel senso eravamo due operanti, non le nego che quel frangente in cui ci venne consegnato, non vorrei che fosse stato consegnato all'altro operante e non sono in grado di dire, però sì, acquisimmo il dato mi sembra con una chiavetta USB, che a questo punto reputo sia stata consegnataci dal titolare. E questo file poi contenuto in questo supporto che voi avevate acquisito, l'avete visionato Sì, in ufficio? in ufficio. Successivamente. E vuole un attimo tornare sui formati? Perché è un attimo perso quel passaggio. L'estensione, diciamo, originale permetteva la visione direttamente dal sistema, diciamo, installato, che ci ha permesso un po' di avere i primi riscontri. Successivamente in ufficio abbiamo visto che l'estensione era un .dav, che è un formato, diciamo, che non conoscevo e che diciamo, non veniva aperto dal VLC Player, che è un applicativo che utilizziamo per l'apertura, e diciamo, ci ha imposto la conversione in formato .avi per poterlo aprire, perché penso che il .dav sia limitato o limitante al sistema potesse essere aperto solo dal sistema stesso, sistema di videosorveglianza stesso. Questa è una deduzione che lei fa? Certo. Guardi, un po' come dicevo prima, è un tecnicismo, diciamo, che lascio ai competenti in materia, nel senso noi abbiamo fatto il primo riscontro visivo per far prendere l'indagine una direzione, ma non certo, mi rendo conto, ha delle deficienze che insomma non posso colmare. Va bene, ci sono domande di chiusura delle parti? Chiedo. No. No, va bene. Allora possiamo far accomodare il test. Ringrazio. Chi sentiamo adesso? Sì. Però sono filmati diversi. Siamo sempre in quelli che erano indicati, mi credo anche Di Gennaro? Flavia Di Gennaro? Che è un test presente? Prego. Questo invece riprende, quello all'incrocio. L'ispettore Feliciani. Ho perso la relazione. Ah, la DIA. Ci mancheranno le suppliche. Allora, chi è il test che sentiamo adesso? Feliciani? Presidente, io mi allontano, ma... Lascia l'avvocato Meraghi in l'avvocato sostituzione. Meraghi, certo. Va bene, d'accordo. Alla prossima. Allora, si deve impegnare a dire la verità gentilmente.
consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Allora, le sue generalità? Prego. Sono il sostituto commissario della Polizia di Stato Feliciani Giuseppe, nato a Roma il 9 settembre del 1967 e sono domiciliato presso il Servizio Polizia Scientifica, via Tuscolana 1548. Bene, prego. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ispettore, allora lei ha avuto modo di visionare e di esaminare tutti i video relativi all'omicidio di Piscitelli? Sì. E li ha ricevuti dalla squadra mobile? Sì, come sempre. Quindi ci dica, ecco, che tipo di attività ha compiuto su questi video e quali sono i dati che è riuscito a ricavare. Ci dica pure, uno era il video proprio relativo all'esecuzione dell'omicidio e poi c'era un altro video che riportava, diciamo, una porzione della via di fuga utilizzata dall'autore. Sì, posso usare È autorizzato in aiuto alla Grazie. memoria, prego. Allora, le mie attività dell'agosto del 2019 sono state di due tipi. Il primo, proprio come diceva il pubblico ministero, era la visione dell'atto delittuoso e l'incarico che ci è stato consegnato dalla squadra mobile era quello di determinare, ove possibile, l'altezza della persona che era esecutore del reato. Questa è stata la prima fase e il secondo accertamento in data successiva era quello di effettuare un miglioramento delle immagini e sia del video di cui prima e poi anche della porzione di video di un altro file che riguardava appunto la via di fuga, diciamo miglioramento di un frame durante la via di fuga. Per quello che riguarda la determinazione dell'altezza, diciamo che il servizio di polizia scientifica da quasi 10 anni adotta questa metodologia. Sostanzialmente consiste in riprodurre attraverso un software forense che si chiama Amped5 un'immagine bidimensionale, quale è quella della telecamera, in 3 dimensioni. Le 3 dimensioni vengono determinate attraverso l'individuazione dei cosiddetti punti di fuga, quindi nelle 3 assi cardinali X, Y, Z vengono individuati le 3 assi appunto in varie fasi. Per la determinazione dell'altezza però dobbiamo avere dei riferimenti certi. In questa circostanza i riferimenti certi erano gli operatori di polizia scientifica che abbiamo fatto, anche io, abbiamo effettuato questo sopralluogo. Quindi sostanzialmente abbiamo verificato che la telecamera fosse allineata. Allora, diciamo subito che la telecamera che noi abbiamo utilizzato, da cui abbiamo estrapolato le immagini per questo video, era una telecamera non originale, perché quella era in sequestro alla squadra mobile. Abbiamo adottato un'altra telecamera che è simile in tutto e per tutto ed è stata posizionata. Ovviamente la posizione non poteva essere nella posizione originale di quella originale, quindi abbiamo dovuto allinearla. Per la verifica dell'allineamento l'abbiamo fatto sempre attraverso il software, constatando le misure sicure. Quindi in quella circostanza abbiamo visto un palo della segnaletica e il muretto che dava di fronte alla telecamera, e abbiamo notato che la misura fisica verificata con il metro, la misura che ci dava il software, era all'incirca identica, mi sembra 1 centimetro di differenza, quindi dal punto di vista tecnico l'immagine era allineata e quindi idonea all'uso per lo scopo, diciamo. Per quello che riguarda poi l'altezza,
Noi abbiamo visto il passaggio del killer dal momento in cui è successo fino alla fuga, e il killer è passato, diciamo, proprio di fronte alla telecamera, ma la telecamera, la vista era parzialmente nascosta, diciamo, la via di fuga dalla ringhiera del balcone dove la telecamera era stata installata. Quindi le misure dell'altezza del killer è stato possibile effettuarle solo in 3 posizioni di tutto il tracciato, di tutto il tragitto. È fondamentale dire che il killer fuggiva con un andamento di corsa, e l'altezza viene fatta esclusivamente con 2 aspetti: uno dove c'è una posizione ortostatica, cioè il momento in cui il piede è precisamente a terra e la gamba è dritta, e soprattutto, e la cosa non è indifferente appunto, dove si vede l'inizio e la fine della sagoma del soggetto di interesse, perché quindi sappiamo che la sagoma inizia in un punto e finisce, quindi dalla testa ai piedi sostanzialmente deve essere ben visibile. E in questa circostanza i frame che abbiamo potuto analizzare, se non erro, sono in 3 circostanze. Scusi, intendi Prego. i frame che avevano queste caratteristiche? Sì, nella visione appunto per la stima dell'altezza era necessario che la persona oggetto di indagine, diciamo di accertamento, era perfettamente visibile all'occhio della telecamera, sia dalla testa che dai piedi, e in posizione ortostatica. E quindi di tutto il tragitto è stato possibile recuperarlo in 3 fasi. L'accertamento appunto è consistito nel fatto di trovare queste vie di fuga e abbiamo stabilito una certa altezza per verificare se, come dicevo prima, l'altezza poi poteva essere in qualche modo opinabile. Abbiamo preso 4 test, quindi 4 colleghi che stavano lì, abbiamo misurato l'altezza, me compreso, e nei punti di passaggio dove era il punto dove è passato anche il killer, abbiamo misurato l'altezza di ognuno di noi per 3 o 4 volte, mi sincero, 4 volte, 4 misure, e nelle 4 misure abbiamo visto che, diciamo, l'altezza corrispondeva, ovviamente con il margine di errore che è stato appunto appurato tramite queste misure. La misura definitiva è di 184 cm, l'altezza del killer, con un errore di più o meno 4 cm, ed è la stessa misura. Questi passaggi, questi vari passaggi con i test servono anche per stimare l'errore dell'immagine stessa. Questo è quanto. E quindi qual è l'altezza che avete stimato? L'altezza che è stata determinata era di 184 cm, con un errore di più o meno 4 cm, poteva essere 188 o 180 cm. Ok. Senta, lei ha detto che questo tipo di esame lo ha fatto sulle immagini o sul filmato che ha ricevuto dalla squadra mobile. Sì. Parliamo prima di quello relativo proprio all'esecuzione dell'omicidio. Sì. Quindi come le è stato consegnato? Su che supporto era? È un CD-ROM. Era un CD-ROM? Sì, un CD-ROM, sì, contenente l'evento delictuoso, sì. Quindi lei ha proceduto alla visione di questo filmato e poi ha detto di aver anche apportato dei miglioramenti. No, non sono miglioramenti dal punto di vista visivo, Delle sono dei migliorie. miglioramenti necessari, per esempio l'ottica di una telecamera, ma questo è nella natura della tecnologia di una videocamera, in bidimensionale è un'ottica, diciamo, un po' rotondeggiante, e quindi il dispositivo non ha fatto altro che fare tecnicamente si dice, un attimo solo, la distorsione, allinea la distorsione, praticamente la rende dritta, come se lo vedesse un occhio umano. Quindi questa è la prima fase.
La seconda fase è stata quella di appurare appunto il centramento, diciamo, delle immagini, quindi verificando che le misure che noi vedevamo potevano essere reali, quindi misurando, in questo caso abbiamo misurato il muretto di fronte e un palo stradale, quindi abbiamo misurato con il metro entrambe le cose e diciamo, attuando le operazioni sul software abbiamo visto che le misure coincidevano, credo di 1,5 centimetri, quindi potevano essere assolutamente rese l'errore diciamo, molto marginale, e quindi avevamo tutti gli elementi per poter procedere all'accertamento che era stato richiesto. E quindi questa miglioria, la chiamo così, che avete apportato al filmato, non ha inciso in alcun modo sull'originale? Assolutamente. No, assolutamente. Senta, dall'esame del filmato voi siete riusciti a stimare, no, anzi a verificare l'abbigliamento, particolari dell'abbigliamento del killer? Non in questa relazione, però nella relazione che abbiamo fatto del miglioramento c'è stato un qualcosa che abbiamo visto una benda nel polpaccio destro, e era visibile sia nel video durante l'omicidio, dopo l'omicidio, sia quando stava nel passaggio della telecamera del bar, quando era a bordo del motorino. Questi sono gli elementi che abbiamo visto, e avevamo visto una maglietta verde, credo, ma abbiamo scritto anche, vediamo. Sì, sostanzialmente era la maglietta verde e il polpaccio ricoperto da una fasciatura. Ok. E per quanto riguarda invece l'altro filmato, quello tratto dalla telecamera di Viale Tito Labieno. Del bar, esattamente. Ecco, qui ugualmente le faccio la stessa domanda. Il filmato che avete visionato, così come vi è stato consegnato dalla squadra mobile, sì. La visione del filmato che cosa ha richiesto, come è stata fatta? Allora, è sempre pervenuto dalla squadra mobile, questa volta non so in che modo. Il file è stato migliorato sempre con il software Amped 5, che ripeto è un software a uso forense, e abbiamo fatto delle migliorie, ci chiedevano un miglioramento delle immagini. Le immagini le abbiamo migliorate attraverso dei programmi di miglioramento, diciamo. Uno è la blocchettatura, praticamente si rende necessario quando la qualità è squadrettata, come se ci fossero interferenze, quindi elimina questa squadrettatura. L'altro è l'interpolazione, vale a dire diciamo sono delle medie pixel che fa il software tra il pixel successivo e il pixel precedente rispetto a quello che stiamo guardando, fa una media qualitativa e la applica. E poi ci sono le sfogature, per intenderci era caldo, quindi si vedeva, poteva vedersi del calore che veniva fuori dall'asfalto, quindi questo lo toglieva, e la distorsione ovviamente sempre per, come ho detto, questa rotondità che l'obiettivo necessariamente produce in fase di registrazione, che viene tolto appunto con questi sistemi. E dalla visione di queste immagini siete riusciti a cogliere particolari rispetto al mezzo Guardi, utilizzato? è quello che stavo dicendo prima, leggendo le conclusioni, che leggiamo che sul video di accertamento tecnico sono state eseguite attività di miglioramento video anche mediante l'utilizzo di algoritmi di interpolazione, sono quelli che vi ho detto, che ho prima citato. Tuttavia, a causa della scarsa qualità del video originale analizzato, non è stato possibile evidenziare ulteriori dettagli utili all'identificazione del soggetto che ha compiuto l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Sì, quindi all'identificazione del soggetto, neanche rispetto al mezzo, quindi? No, perché è a bordo di un ciclomotore? No, sì, era un ciclomotore, sì, ma non era richiesto questo, era richiesto probabilmente altro.
però non è emerso niente di più di quello che è successo. L'accertamento consisteva nel migliorare 2 video dell'evento delittuoso, quindi era il miglioramento del frame sostanzialmente. Va bene. Vabbè. Sì, no, ma nel senso il frame è costituito, secondo quello no, per chiarezza, il frame della videocamera del bar sono un guidatore, un passeggero su un motorino, no? Quindi diciamo sì. così. Quindi voi avete provato a migliorare questo frame. Sì, l'inquadratura non era netta, era Parziale. ai sì. fini della cioè non dico della lettura della targa, diciamo così, che già sarebbe una bella cosa. Ma non credo che fosse visibile nel momento in cui nel frame analizzato, che poi poteva essere l'unica, anche perché c'erano delle macchine parcheggiate e il motorino era veloce, per cui adesso non ricordo nello specifico proprio tutta la dinamica, ma... No, ma poi anche l'inclinazione rispetto al punto prospettico, diciamo così, no? Nel senso che se io la targa la vedo così è un conto, se la vedo di taglio... questo non lo possiamo dire. No, ma diciamo vabbè, non mi faccio le domande da solo, chiedo scusa. Va bene. Diciamo... Altre domande? No, noi Presidente, la relazione tecnica a cui ha fatto riferimento di questa attività di analisi del filmato primigenio, diciamo, dell'omicidio e di questa attività, come dire, di comparazione con il filmato. Quindi queste sono 2 relazioni, una quello a cui ha fatto riferimento adesso, e l'altra invece la relazione sul, diciamo, miglioramento, questo si intende tecnicamente, l'utilizzo degli algoritmi per rendere più... Quelli a cui ha fatto riferimento, gli algoritmi di interpolazione. Allora, questa e quell'altra è del 20 settembre. Settembre 2019. Va bene. Sentiamo le altre parti su questa produzione e poi diamo la parola alla parte civile se ha domande. Una semplice domanda, giudice. Sì, un attimo solo, quindi diamo atto che viene acquisita, opponendo le altre parti, la relazione tecnica redatta dal test e l'annotazione. Sì, sono 2 relazioni, una prima annotazione. Una è del 14 agosto e l'altra è del 18 settembre. Quindi bravo, 14 agosto e 18 settembre. Va bene, sentiamo se la parte civile ha domande. Sì, semplicemente una domanda. Lei ha parlato di un errore di circa 4 centimetri, giusto, più o meno? Sì. Poi evidenzia la possibilità di ulteriori variazioni in virtù della postura non ortostatica. Quanto incide all'incirca, quanto potrebbe incidere sulla altezza e sull'errore questi ulteriori elementi che voi evidenziate come da tenere in considerazione? Però a quali fa riferimento, avvocato? Non la stiamo seguendo. No, rispetto al dichiarato del test. 14 agosto. Ma all'interno della relazione, sì, della perché poi il conclusione. test ha riferito soltanto di rilevazioni effettuate con riferimento ad una posizione ortostatica. È la conclusione alla Aspetta, fine allora. della perizia, giusto? Sì. Allora, non possiamo determinare quanto è la differenza in una posizione perfettamente non ortostatica, ma i 4 centimetri che noi abbiamo calcolato coprono anche questo difetto di postura, chiamiamolo così, questa non ortostaticità. Quindi i 4 centimetri comprendono anche un'eventuale non perfetta postura, questo è il senso della cosa, quindi siamo all'interno di tutto. Considerato che il tragitto che lui ha fatto era una corsa, poi ha fatto il gradino del marciapiede e lì, diciamo, è lì che abbiamo, e
poco prima e poco dopo abbiamo individuato i momenti in cui lui era abbastanza in posizione ortostatica. Quindi i 4 centimetri, l'errore di 4 centimetri coprono anche una sorta di non perfetta ortostaticità che ci potrebbe essere, ovviamente. E scusi, prima ha detto il programma che avete utilizzato? Amped 5. E facendo riferimento ai parametri che avete considerato, quindi con l'algoritmo che utilizzate, giusto? Se aveste preso altri riferimenti, il margine di errore, questi 4 centimetri all'incirca, sarebbero sempre gli stessi o varierebbe a seconda dei punti di riferimento? No, i punti di riferimento servono soltanto per far dire al sistema: guarda, questa cosa è alta 2 metri, quindi con lo stesso sistema ti misuro un'altra cosa e dimmi quanto è. Sapendo che la prima era alta 2 metri e l'ho constatato io che è alto 2 metri, vuol dire che la misura fatta con le stesse modalità è una misura diciamo abbastanza certa. Ovviamente c'è il margine di errore. Vabbè, grazie per adesso. Prego. L'altro Avvocato Ranalli, nessuna domanda, la difesa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Avvocato Moiraghi. Senta, lei ha poc'anzi riferito che l'incarico vi è stato conferito dalla squadra mobile, corretto? Sì. E a parte la misurazione, ovviamente sotto un profilo di stima dell'altezza, avevate l'incarico anche di tratteggiare ulteriori elementi individualizzanti? Leggo la relazione, che è come l'accertamento aveva l'obiettivo di analizzare i video provenienti da 2 sistemi di videosorveglianza privati al fine di stimare l'altezza del soggetto che si è eseguito l'omicidio di Piscitelli Fabrizio. Solo ed esclusivamente l'altezza? Questo è la seconda relazione. Consisteva nel migliorare la qualità di numero 2 video dell'evento delittuoso ripreso e registrato da telecamere di 2 sistemi di videosorveglianza privati. Ma lei è esperto di... È il mio lavoro, sì. Di misurazioni antropometriche, no? Utili per l'individuazione di eventuali soggetti. In questo caso, se lei mi sta chiedendo che se poteva essere riconosciuto. Ha dato per il presupposto che lei sia esperta. Che lei sia esperto, perché immagino, no, appartenendo al servizio Polizia Scientifica, è stato conferito l'incarico, immagino che abbia l'esperienza. Allora, perché ho letto anche altri suoi lavori, quindi mi permetto di... Nella attività tecnica, diciamo, ordinaria, quella canonica, oltre all'altezza, quali sono gli altri parametri che vengono utilizzati ai fini poi per esprimere un giudizio di compatibilità, se non proprio di identità di un soggetto di interesse rispetto al soggetto autore del reato? Ma in questa circostanza... Presidente, un attimo, c'è una formale opposizione, nel senso che il quesito è molto chiaro, si chiedeva l'altezza, non si fa nessun riferimento a una comparazione, che è un altro tema di indagine che riguarda altri soggetti. Volevo vedere se era stato citato anche dalla difesa e con quale tema di prova, perché se lei l'aveva indicato nella sua lista, perché non so, non mi sembra di vederlo. Sì, ce l'abbiamo. C'è? Che numero è, avvocato? Così lo trovo subito. Adesso la prendiamo. 21 mi dice il collega. 21, sì. Il tema di indagine è sostanzialmente quello su cui è stato sentito. Vediamo se la domanda del difensore mira ad estendere questo accertamento, che non è stato ovviamente fatto dal test, e allora in questo senso la domanda non può essere ammessa, oppure è finalizzato ad approfondire qualche aspetto sul tema su cui ha fatto indagine. Sì, noi abbiamo nella indicazione delle circostanze E l'ho oggetto letta, di prova, ed era lo e stesso anche la metodologia peculiare riguardo alla metodologia utilizzata, per l'altezza. ottenuti, eccetera. Per l'altezza, sì. Sì. Quindi la domanda è: non è stata estesa l'indagine a nessun altro parametro, elemento individualizzante diverso dall'altezza? Assolutamente, solo l'altezza. Non l'altezza, solo l'altezza.
Ma nell'altezza sono comprese anche le misurazioni degli arti? O l'altezza si intende solo come lunghezza del soggetto testa-piedi? No, esclusivamente l'altezza testa-piedi, le arti potevano anche non essere presenti, cioè non visibili. A noi ci interessa vedere l'inizio della testa e l'inizio dei piedi, quindi questa è la misura che si fa. L'altezza degli arti no. Ho capito. Senta, lei ha sempre, a risposta del pubblico ministero, ha affermato che avete proceduto ad un allineamento tra le immagini originarie, diciamo così, o quantomeno quelle che vi sono state fornite su CD-ROM, così ho inteso, e le immagini che avete voi stessi prodotto utilizzando una telecamera diversa da quella che era in sequestro. Sì, sostanzialmente, come dicevo, la telecamera era sequestrata, quindi non era a nostra disposizione. Quello che volevo intendere dire è che rispetto alla telecamera originale che noi avevamo, abbiamo dovuto montare una telecamera che aveva tutte le caratteristiche simili a quella dell'originale e dovevamo appunto verificare che ci fosse allineamento con l'originale e quindi l'abbiamo montata e abbiamo fatto una sorta di merge tra l'immagine originale e quella riprodotta successivamente, e attraverso poi le misurazioni delle altezze abbiamo visto che tutto lo scenario che era inquadrato nella seconda fase, quindi nella fase di indagine tecnica, era sostanzialmente conforme, quindi sovrapponibile con l'originale. Ecco, allora io le chiedo intanto se potesse riferire quale telecamera avete usato voi per riprodurre quella scena. No, questo non lo so, ma sicuramente ce l'ha fornita la stessa squadra mobile, perché non ce l'avevamo noi, non era roba che avevamo noi. Questo sinceramente lo disconosco che telecamera era. Qui c'è scritto nella sua relazione tecnica, c'è un passaggio a pagina No, Presidente, non 6 c'è di 21, scritto. non è quello? Quella è quella originaria. Aspetti un attimo. Adesso noi chiaramente non abbiamo potuto leggerla tutta, infatti per questo suggerisco che se ci sono magari delle audizioni più particolari dovete anticipare la produzione, magari penso che su questo non ci sia nessun problema per consentire meglio anche alla Corte C'è un di passaggio seguire, della se no- relazione, Presidente, dove dice punto che a uno. pagina 721 giova precisare che la telecamera sola durante il sopralluogo non è stato possibile avere un allineamento perfetto con quella originale, ma appunto non Però, sappiamo. scusi, è appunto pagina 6 perlomeno, se non leggiamo male, punto 1 di pagina 6, alla fine del foglio. Sì, la Prima telecamera di originale. procedere è stato eseguito quanto segue. Questa penso no, sia la domanda che voleva Sì. far precisare il difensore. Qui dice il sopralluogo è stato ripreso dallo stesso sistema di videosorveglianza in analisi delle costruzioni ottenute e poi impiegata per la stima dell'altezza delle immagini originali. Forse noi parliamo la telecamera originale, foglio 6 di 21, punto Sì, 1. la telecamera originale è stata sequestrata dalla PG operante, per cui al fine di registrare le immagini del sopralluogo è stata montata una telecamera dello stesso modello e marca, chiedo scusa, ne avevamo contezza, e di quella che ha ripreso l'omicidio, cercando di ripristinare per quanto possibile le stesse condizioni di videoripresa. Quindi la domanda del difensore Sì, era la che stessa. tipo di telecamera è stata da voi utilizzata per riprodurre le immagini che mi sono servite per la vostra indagine tecnica. Marca e modello non me lo ricordo, però se scriviamo che era la stessa. Vabbè, la stessa, non quella sequestrata, un'altra. No, montata. questo era chiaro, non era quella sequestrata. Come l'avete montata, ancorata, applicata? È stata applicata, ricordo, sul muro del balconcino che riprendeva laddove, io se non ricordo male era stato proprio l'utente che ci ha detto come era montata, in che modo e dove era posizionata di preciso, quindi abbiamo fondamentalmente seguito le sue indicazioni. Se non ricordo male così era. Cioè non ho capito, mi perdoni.
l'ha montata l'utente o voi su No, indicazione l'abbiamo dell'utente? montata noi, ma le indicazioni ce l'ha date lui, perché noi quando siamo là la telecamera era sotto sequestro, quindi c'era il posto dove era montata quella precedentemente e l'abbiamo montata laddove era montata quella precedente. Allora le chiedo, dove era montata precedentemente? Era montata sul muro, mi sembra alla destra della finestra del salone guardando il parco, mi sembra sulla parte destra in alto. E come era ancorata Non me lo ricordo, forse degli stop, non lo so, non me lo ricordo proprio. Cioè quella utilizzata da loro, intende, Avvocato Meiraghi intende. E quella originaria non credo che ci fosse, c'era No, quella originaria non c'era più. era sotto sequestro. sì, La- per riprodurre... Sì, la domanda quindi era quella che hanno montato loro o quella originaria, intende, come era montata? Poiché il test ha riferito che la telecamera, così ho inteso, acquistata da loro, portata da loro... No, non era, guardi, sono dettagli che sinceramente non ricordo, probabilmente manco li conosco chi ci ha fornito la telecamera, se ce l'avevamo noi, ce l'ha la squadra, ma questo non voglio dire cose Sì, sbagliate. no, al di là di chi La l'abbia domanda, fornita, ascolti il difensore, la domanda in cui è stata voi ancorata. come avete scelto di mettere la telecamera in un determinato posto, un punto del balcone piuttosto che in un altro? Il punto è lo stesso posto. Mi perdoni finire la domanda. Avete prima verificato quale fosse l'allocamento della telecamera originaria posta sotto sequestro e quindi secondo voi inutilizzabile, per poi applicare la vostra telecamera nello stesso esatto punto? Allora, la risposta è che abbiamo verificato tramite la persona padrona dell'appartamento che ci ha riferito la telecamera originale era lì e noi abbiamo applicato la telecamera là dove era, probabilmente nello stesso modo come era applicata al muro quella precedente. Adesso nella fattispecie se erano stop o d'altro, immagino di sì, ma a noi l'interesse dal nostro punto di vista era che l'ottica era ferma ed inquadrava nella stessa maniera che inquadrava l'ottica della telecamera originale. Come era ancorata non lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo. Però lei assicura che fosse applicata in maniera ferma? Assolutamente sì. Allora io le mostro, con il consenso ovviamente della Corte, due immagini estratte da un frame del TG Sky 24 di quei giorni, che riprende proprio il dettaglio della telecamera applicata sul balcone di Via Lemonia. Allora dovrebbe dirmi se questa telecamera inquadrata e quindi video ripresa sia quella che avete applicato voi o quella che era... Non la posso riconoscere, io non la lo posso potrebbe comprendere da come è stata posta la telecamera stessa. Posso vedere il frame, Presidente, ma io non ricordo come l'abbiamo ancorata e come era quella precedente, sinceramente proprio non l'ho mai vista ancorata. Quella nuova non che ricordo data proprio. poi questo riferimento giornalistico? Il test la precedente non l'ha vista, l'ha detto molto chiaramente. E quella successiva ha detto Io non ho capito neanche bene la provenienza di queste immagini. stiamo cercando di vi diamo l'indirizzo. Fonte aperta, ma quale? Vi diamo la fonte aperta dell'indirizzo del TG Sky 24 di pochi giorni successivi. Adesso glielo diciamo. No, perché le fonti aperte hanno un limite di ammissibilità nel processo. È insomma. un servizio, per carità. Cerchiamo di ricostruire con i nostri umili mezzi. Esistono le indagini difensive, Avvocato, sono e si depositano, non sono presenti nel fascicolo, adesso poi farò l'eccezione. Presidente, la difesa a propria discolpa ha fatto anche un accesso alla telecamera, alla card, cioè ha fatto tutto quello che era nella propria possibilità fare. Ovviamente non potevamo andare sul balcone di Via Lemonia. Beh, tutto è autorizzabile comunque, anche le ispezioni sui luoghi. Possiamo anche non mostrare le No, foto lo dico al test. per... A me interessa sapere dal test se la telecamera fosse ancorata in maniera stabile e fissa al balcone, quando hanno svolto loro gli accertamenti per riprodurre lo stato dei luoghi.
poi produrremo... È necessario che sia stata messa in maniera fissa e non movibile, altrimenti l'ottica durante l'esecuzione poteva muoversi, calare, alzarsi, spostarsi a destra o a sinistra. Era sicuramente ferma, così come era ferma quella originale. Il modo in cui è stata ancorata quella nuova non lo ricordo, e soprattutto non so come era ancorata quell'altra, cioè, probabilmente non ci abbiamo neanche fatto caso come era ancorata. L'abbiamo ancorata, a noi ci interessava Che fosse fissa. che fosse fissa e che l'ottica non si muovesse durante l'esecuzione dell'accertamento, altrimenti mancavano poi i requisiti fondamentali di allineabilità, di distorsione e quant'altro. Se avesse inquadrato una panoramica diversa da quella originale, non aveva senso fare l'accertamento. Quindi a noi ci interessava che la telecamera fosse quanto più possibile messa nella stessa posizione di quella originale, parliamo dell'ottica. Il punto, probabilmente lo stesso punto dove era ancorata, parlo di probabilità perché sinceramente non me lo ricordo, l'indicazione dove era ancorata ovviamente sicuramente ce l'ha data l'utente, perché non è che l'abbiamo messa dove ci pareva, lì stava e lì l'abbiamo rimessa. Ripeto, le modalità di ancoraggio non le ricordo. Va bene. Senta, questo allineamento è consistito in una sovrapposizione delle immagini estratte dalla telecamera 1, chiamiamola così, quella originaria, rispetto alle immagini prodotte dalla vostra telecamera, chiamiamola telecamera 2, cioè avete fatto un lavoro di sovrapposizione delle immagini? Sì, esattamente. E l'avete prodotto? No, non è stato riprodotto, l'abbiamo constatato però. Però credo che nella relazione di l'Amplified c'ha un report, credo, quindi c'era il file, c'era l'allineamento della telecamera. Allora, l'allineamento lei come lo descrive? Allora, In termini di qualità, di resa? Allora, allineamento si intende che l'immagine originale, quindi con i soggetti video ripresi, e l'immagine diciamo quella riprodotta sono quanto più possibili sovrapponibili. Questo è l'allineamento delle due immagini. Quindi nel momento in cui le due immagini sono nel limite del possibile sovrapponibili, vuol dire che siamo nelle condizioni di poter lavorare. Dato che non erano perfettamente allineate, ma come dico in relazione A quale foglio facciamo riferimento? sì, lo La cerco, seguiamo? Presidente. Pagina 9. Grazie. Prego. Lo scrivono all'inizio di pagina 7 Sì, e sì. poi riprendono a pagina 9. La telecamera usata durante il sopralluogo non è stato possibile avere un allineamento perfetto a quella originale, tuttavia l'idoneità del sistema di misura resta comunque applicabile per il calcolo dell'errore di misura. Infatti dalle immagini del sopralluogo è possibile effettuare la stima dell'altezza dei soggetti test di cui si conosce l'altezza reale, potendo così calcolare l'incertezza di misura da cui è effetto tale metodologia. In quanto lo stimate l'errore sulla 4 misurazione? centimetri. L'errore di allineamento? Sì. Devo cercare, l'errore dell'altezza abbiamo detto che era 4 centimetri. Quell'altro, A pagina 9, se posso aiutarla. l'errore sulla misurazione, grazie, l'errore sulla misurazione eseguita essendo in entrambi i casi inferiore a 1,5, quindi l'errore di 1,5 a differenza, si può ritenere che il sistema di misurazione costruito sia calibrato. Ok. E queste comparazioni tra il video originale e quello da voi prodotto sono state ripetute dopo l'attività di miglioramento del video? Questa relazione è antecedente all'attività di miglioramento
di cui ha dato atto? Questa relazione era inerente all'stima dell'altezza. L'avete ripetuta poi questa attività tecnica successivamente al miglioramento del video? Allora, la modalità è che si acquisisce il video una volta che è stata fatta la sovrapposizione, quindi l'idoneità, si porta in laboratorio, si elabora questo video, sapevamo che il video era comunque uguale a quello dell'originale, li abbiamo trattati nella stessa maniera e quindi abbiamo fatto poi l'operazione di misura, la prima con il soggetto killer, la seconda con i soggetti test. Da qui abbiamo stabilito l'errore di misura, sapendo che l'immagine era sovrapponibile, quindi identica, o quasi, stabilendo la misura dell'altezza dei soggetti test, potevamo capire che errore c'era sull'analisi dell'altezza del soggetto sì, ma killer. la domanda era, mi scusi, se dopo aver effettuato l'attività, la seconda attività, quella di miglioramento delle immagini, questa Quindi non l'altezza. No, l'attività di miglioramento delle immagini, se avete rieffettuato, dopo con le immagini oggetto di miglioramento, quindi migliorate, una nuova stima dell'altezza. No, la stima dell'altezza l'abbiamo fatta su questi due file e soltanto in questa circostanza. La seconda relazione era i file che avevamo, abbiamo fatto quello che ci è stato richiesto, cioè tentare di migliorare delle immagini. Nella relazione abbiamo tentato, così come richiesto, di migliorare le immagini del volto della persona, che da cui appunto non era proprio evidente niente, e questa sopra il motorino. Non abbiamo fatto nient'altro rispetto a quanto fatto e a quanto richiesto. Quindi avete indagato anche sul volto? No, probabilmente l'attività investigativa, magari se si riusciva a migliorare l'immagine ed era più netta, più nitida, poteva essere in qualche modo fatta un'attività di riconoscimento, di una comparazione fisionomica, non so, ma allo stato dei fatti in questa relazione non si è potuto accertare nessun dettaglio riconoscibile, quindi non è stato fatto poi un riconoscimento. Va bene. Senta, un'altra domanda per lei. Rispetto a questi errori che lei ha descritto, che sono legati quindi, da quanto ho compreso, sia alla corretta calibrazione della camera che comunque all'impossibilità di misurare in posizione perfettamente ortostatica. Ma anche l'errore dello strumento. Scusi? Anche un errore dello strumento. La qualità delle immagini quanto incide? Rispetto alla stima, intende, rispetto alla possibilità di correggere con la calibratura, piuttosto che con tutte le attività di miglioramento che lei prima ha riferito, la blocchettatura, l'interpolazione, la sfocatura, la rotondità dell'immagine, la distorsione? Allora, sono tutti elementi che se non ci fossero sarebbe meglio. Ovviamente un'immagine 4K netta sull'obiettivo dalla testa ai piedi è chiaro che è una misura molto più accurata, diciamo, rispetto a una situazione così particolare come era questa. Però il miglioramento delle immagini serve a venire incontro all'attività richiesta, quindi ci siamo messi nelle condizioni necessarie per poter dare poi un giudizio abbastanza oggettivo. Sì, però forse non so se... Va bene, avvocato, concluda, poi faremo una domanda. Prego, Presidente. No, prego, concluda pure. Vada avanti pure lei. Questo errore di misurazione di cui abbiamo parlato prima, più o meno 1,5 centimetri, di poco inferiore al 1,5 centimetri indicato in relazione, si aggiunge o resta assorbito da quel più o meno 4 sulla stima dell'altezza? È dentro, perché 4 è superiore a 1,5, quindi lo scarto è dentro l'errore della macchina, quindi sta dentro. Allora mi aiuti a comprendere, perché io ho letto nella sua relazione che va aggiunto. Allora, aspetti che le ritrovo il passaggio.
Ecco, quando dice della stima c'è 1,84 m. Va aggiunta, sì, mi perdoni, proprio nelle conclusioni, quando riferisce della misura suscettibile di errore stimato in più o meno 4 centimetri, poi conclude evidenziando in Ma non è riferita al centimetro e mezzo, è riferita alla posizione non perfettamente ortostatica, non al centimetro e mezzo della misura di calibrazione dello strumento. Vado a leggere. Va evidenziato che tale errore, i 4 centimetri, va aggiunta l'incertezza dovuta alla postura non ortostatica dovuta al movimento in corsa del soggetto e a scarpe, posizione del capo, cappelli, parrucche ed altre ogni variabile che può alterare la naturale altezza del soggetto. Cioè il centimetro e mezzo, che è l'errore diciamo stimato per la non perfettissima allineamento della telecamera, non è riferita ai 4 centimetri, quello là è all'interno dei 4 centimetri. I 4 centimetri si aggiunge il fatto che la misurazione che io ho fatto in quella posizione mi dà quella misura. Dico 4 centimetri perché nelle misure test abbiamo visto che è 4. Ovviamente noi eravamo, diciamo, abbastanza dritti, lui non era perfettamente dritto e quindi noi abbiamo misurato quella che in qualche modo doveva essere il più possibile ortostatica, ma non era fermo impalato dove io potevo avere una misura certa, quindi era una dimensione in movimento veloce e quindi si aggiunge quel tipo di errore. Se mi chiede che tipo di errore, quanto è quell'errore lì, questo non è stimabile, ovviamente non lo so. Va bene, quindi bisognerebbe sapere quanto fosse alto il tacco della scarpa, quanto fosse alto il copricapo, per avere ulteriori informazioni per la stima, diciamo, dell'altezza, oltre che per la posizione perfettamente ortostatica. Senta, rispetto invece al video migliorato, Sì. quale era la finalità tecnica di miglioramento? Al di là di quello che può ovviamente emergere dal senso comune anche della parola stessa. Allora, noi, se ho ben compreso la domanda, ma è quello che ho già detto in precedenza, ci arrivano questi due file e forse probabilmente di rendere più come dire, visibile, più comprensibile qualsiasi dettaglio che poteva in qualche modo essere evidenziato da un'immagine. Questa è la finalità di un miglioramento delle immagini. Ma era sempre, voglio capire, l'incarico era sempre limitato alla stima dell'altezza? No. No. La seconda relazione è migliorare la qualità dei 2 video dell'evento delittuoso ripreso e registrato da telecamere di 2 sistemi di videosorveglianza privati. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Per capire, quindi parliamo di quali video? Sì, sono gli stessi, sono via Lemonia e quella del Tito bar. Lapiano? Sì, I video esatto. sono sempre quelli. Esatto. Sì, via Lemonia e il bar. Via Il bar, Lemonia sì, e via Lemonia e il bar, 2 sono. Quello che è stato Sì, Prego. no, perché per l'altezza ovviamente non è stato utilizzato il video del bar. No, Cioè, nel via senso, Lemonia Era sul motorino. era sul motorino, cioè il miglioramento è l'omicidio e bar. Chiedo Sì, sì, scusa, no, era l'altezza chiaro, volevo- è soltanto il video riferito a via Lemonia Sì, no, ma e non infatti. altro. Il secondo era via Lemonia e il bar nel momento in cui c'è la fuga. Ok, sì, l'aveva precisato, no? Siccome dopo tante domande magari poteva sfuggire. Senta, ma voi al di là della, ovviamente della verifica utilizzando questi soggetti test che avevano quindi un'altezza nota che eravate poi voi stessi a coprire, Sì. ma avevate, diciamo, come soggetto di interesse investigativo Calderon o no in quel momento? No, non ho avuto, cioè, penso che al tempo manco esisteva questo nome, ma no, noi non avevamo nessun elemento. Noi
vorrei cercare di essere un po' più chiaro. I test servono soltanto per capire se quello che sto facendo è preciso. Quindi se in queste condizioni io mi vado a misurare, sono alto 1,80 e la misurazione del software mi dà 1,80, con l'errore eccetera eccetera, sto facendo la misura, non faccio riferimento a niente, c'è scusi, una è sagoma solo che io devo misurare. Cioè sono elementi del suo percorso tecnico che le consente di dire che le immagini che realizza sono immagini, diciamo così, il più possibile rispondenti al vero e alle misurazioni reali. Questo è il senso. Allora, è un riscontro, diciamo. È un sostanzialmente test di la riscontro. misura di 4 test conosciuti serve per stimare l'errore che io effettuo. Quindi se io ho 4 test 1,80 m, 1,80 m, 1,80 m e 1,80 m, io devo misurare per 4 volte 1,80 m, potrò fare una volta 1,81 m perché si è spostato, magari perché non è proprio dritto, l'altra volta, oppure la seconda misura potrebbe essere 1,89 m, sto dicendo numeri a caso. Queste variazioni di misura mi dà la possibilità di accertarmi che errore sto compiendo io umano e macchina nel momento in cui dico che il soggetto di interesse è alto 1,80 m. Quindi dicendo che è alto 1,80 m non ho detto che è alto 1,80 m, è alto 1,80 m, ma mi sto sbagliando io come umano e la macchina di più o meno 4 centimetri. Quindi io non so adesso la misura dell'imputato quant'è, ma se è alto 1,90 m siamo fuori dall'errore che io ho potuto commettere, è completamente un'altra misura. Se è 1,83 m, sto facendo delle ipotesi esclusivamente tecniche, sta dentro alla mia misura che ho fatto, perché ho calcolato che, vi dico, guardate, la misura è 1,80 m, ma potrebbe essere 1,76 m e anche 1,80 m. Perché? Perché i 4 test, nelle 4 fasi di misura dove è stata fatta la misurazione, ovvero nello stesso passaggio del test, ci sono varie misurazioni. Ve le vorrei leggere per essere un po' più chiaro, così magari. Allora, i test conosciuti, lo possiamo vedere a pagina 12, il test 1 era 180, il test 2 191, il test 3 167 e il test 4 190. Vedete nelle 4 misure successive non è mai la misura reale. Sono sempre diverse, 179,2 parlo del soggetto 1, 182,3, 179,5, 181, non viene mai perfettamente la misura che è stata invece Quindi vuol dire che c'è misurata con sempre un l'asta margine metrica. di errore. Per forza. E lei ha stimato il margine di errore. Esatto, è necessario stimarlo il margine errore, è necessario perché non sto facendo una misura assolutamente certa, io perché non ce l'ho presente, la seconda cosa è un software che agisce su un video e quindi il margine d'errore è fondamentale per la stima dell'altezza. Cioè è connaturato al tipo di accertamento che si compie, questo vuole dire. È molto importante accettare che tipo di errore io sto compiendo perché conosco quanto mi sto sbagliando, è fondamentale questo. Certo. E questi soggetti Prego, prego. E questi soggetti test si trovavano in posizione ortostatica o li avete posti a diverse inclinazioni? Misurati, me compreso in posizione dritta, 1,80, 1,90, poi nella fase di camminamento abbiamo camminato, ma non era necessario avere, diciamo, la stessa postura, perché se io so che in questo movimento mi sto sbagliando e la posizione del soggetto grosso modo è la stessa, l'errore c'è. Poi abbiamo detto, dato che il soggetto di interesse non era ortostatico, non camminava lentamente come potevano essere i soggetti test, ma correva, è chiaro che un ulteriore errore non calcolabile, perché non era possibile determinare l'andatura della corsa e quindi ripeterla in modo, diciamo, in fase di accertamento tecnico. Non so a quanto correva, 5 passi al secondo, 3, 2, non lo sappiamo, la lunghezza della falcata. Quindi quell'errore della ortostaticità si somma ai 4 centimetri più o meno i 180, ma non so di quanto. Vabbè, è chiaro. Sì. Va bene, un'ultima domanda. La telecamera a quale piano del palazzo era posizionata? Il primo, mi pare. Primo piano, c'era un piano terra e il primo piano, mi sembra, se non ricordo male quello. Credo, non vorrei. Non ho altre domande, grazie. Ci sono no. Allora, no.
Aspetta, mi scusi, il margine di errore dello strumento, margine di errore dello strumento, che è stato calcolato in 1,5. L'1,5 centimetri è l'errore di allineamento, perché Di allineamento, scusi. abbiamo visto che abbiamo misurato il palo del marciapiede e il muretto. Avete preso degli elementi fissi? Esatto, misurandoli in originale e misurando quello dopo, abbiamo visto che c'era questo scarto di 1,5 centimetri, quindi c'era un allineamento. Non era perfettissimo, ma essendo di 1,5 centimetri era irrilevante, perché poi nella fase successiva, quando abbiamo constatato che poi era 4 centimetri, questo errore era comunque all'interno dell'errore di misura. Sì, no, volevo sapere, quindi voi per valutare... Non era dello strumento, è proprio l'errore di allineamento, perfetto allineamento. No, volevo capire, quindi per poter andare oltre nel vostro accertamento ed effettuare poi la stima, avete un margine di errore di allineamento che non potete superare, altrimenti l'immagine non è idonea? Certo, perché se la telecamera non era perfettamente allineabile per qualsiasi motivo, poteva anche essere perché non avevamo più l'originale e ce n'avevamo un'altra con un'altra ottica, non era detto che potevamo avere le stesse condizioni. Quindi sì, infatti la prerogativa è che le immagini siano quanto più possibile allineate, questa è la prerogativa. No, volevo capire se c'era un dato proprio No, tecnico, numerico, che vi consente di dire idonea all'accertamento. Addirittura, Presidente, se la telecamera non fosse stata sequestrata e stava ancora lì nel momento in cui facevamo l'accertamento, ed era sicuramente quella che aveva fatto la ripresa, non c'era neanche bisogno, si sarebbe fatto uguale perché poi il vento o qualsiasi altra cosa, però se la telecamera fosse stata quella originale, messa lì prima del sequestro, per intenderci, e l'ottica era quella, l'allineamento era al 100%, perché era quella l'immagine. Ho capito, quindi riguarda solo l'allineamento delle immagini fra la telecamera originale e la videocamera che ha riprodotto, diciamo così, esatto, la sequenza. Ho capito. Ma il formato dei video che vi sono stati consegnati, qual era? Formato... Parliamo dell'altezza? No, il formato dei video che vi sono stati per quello che riguarda il primo accertamento dell'altezza, il primo era un MP4 con un codec H264 e quello del bar era un DAV con un codec H264. Questi sono i formati che noi abbiamo avuto per quello dell'altezza. Per quello che riguarda invece quell'altro del miglioramento, è un MP4 il video con un codec H264 e quell'altro è un DAV convertito in AVI con un codec H264, sostanzialmente uguali. Quello DAV convertiti in AVI cambia qualcosa per effetto della conversione? No, la conversione non cambia, diciamo, il contenuto del file. Il contenuto del file avrebbe cambiato se fosse cambiato il codec. Il codec in questa situazione è H264. Per intenderci, quando sono... Cerchi di farcelo capire. Esatto, allora sostanzialmente il video che ci è arrivato era contenuto all'interno di una scatola blu. Il momento in cui diciamo il primo, quello in AVI, quello che mi è arrivato in DAV, quello che mi è arrivato a me che è in AVI, parliamo della fase di miglioramento, è un AVI, vuol dire che è stata cambiata la scatola, il contenuto è lo stesso, identico, perché non è cambiato il codec. Ok, no, era per capire, quindi non c'è stata alcuna modifica No. Si chiama in un altro modo. Si chiama in un altro modo. E si fa la conversione a quale finalità? Perché le macchine probabilmente nel momento in cui le andava a leggere il DAV non veniva letto, perché non ci sono tanti lettori che leggono un formato DAV, quindi si converte per poterlo rendere fruibile. Ho capito.
nell'audio solo specialmente finalizzato a renderlo alla visionabile con fruizione. strumenti Io mi applicativi occupo di diversi. audio, nella maggior parte dei casi gli audio WhatsApp hanno un formato OGG e non sono fruibili se non attraverso il cellulare. Tutti questi file vengono convertiti in MP3, ma non cambia la natura del file, cambia il nome, quindi lo rendo fruibile a tutti i dispositivi. Va bene, no, quindi solo per avere conferma, sostanzialmente il secondo accertamento ha avuto ad oggetto tanto il primo video quanto il secondo, che poi si riduceva ad un frame sostanzialmente, Sì. il secondo per quello che era di interesse, Sì. è corretto? E non era finalizzato ad una stima dell'altezza, ma era finalizzato esclusivamente ad individuare elementi utili ai fini di un riconoscimento. Quindi voi avete fatto l'attività tecnica di miglioramento. L'attività tecnica di miglioramento, diciamo, lo rende più visibile? Meglio visibile, meglio interpretabile. Ecco, no, cerchi di chiarirci bene questo passaggio. Allora, nella fase di miglioramento noi abbiamo preso il file, diciamo la porzione di video dove diciamo il soggetto di interesse era il più possibile vicino alla telecamera per tentare, questo è anche il miglioramento, tentare di scovare eventuali, per essere riconosciuto, Elementi semplicemente. caratteristici utili ai fini di un riconoscimento. Esatto. E quindi da questo accertamento l'abbiamo ingrandito, abbiamo visto che aveva un cappello in testa, il volto non era per niente riconoscibile, la maglietta era una maglietta verde e niente di più. Nella fase nel frame della fuga, diciamo, chiamiamola così, con il motorino, l'immagine era parziale, c'erano macchine parcheggiate a destra e a sinistra e anche lì non abbiamo potuto individuare niente. Probabilmente io non riconosco neanche, non sono un intenditore, neanche il motorino, ma non sono intenditore, quindi qualcuno magari più... Però ecco, abbiamo visto che la persona che fugge ed è a bordo del motorino nella parte posteriore ha la maglietta verde e ha una fascia bianca sul polpaccio destro e ce l'ha anche la persona che fugge da Viale Monia per andare via. Quindi l'immagine è solo meglio visionabile, Sì, ma non è infatti alterata nelle sue No, caratteristiche. è migliorata, è resa più apprezzabile, No, non era so per come capire. poterla... è più apprezzabile, sì, l'immagine originale poteva essere sgranata, poteva avere, come dicevo prima, il calore dell'asfalto poteva dare un po' di mancata di nitidezza. Sto dicendo così. Sì, cerchi di essere semplice, esatto, cioè tecnico, ma al tempo abbiamo stesso reso facibile. l'immagine per la visione generale un po' più nitida. Se lei mi chiede che cosa possiamo vedere qua, un'immagine più nitida, ma il soggetto non è riconoscibile. Cioè, non Questo si è il rie- giudizio conclusivo, quello è chiarissimo che aveva dato. Sì, Presidente, mi perdoni, mi ha dato il là per un altro paio di domande a precisazione. Prego. Ma voi avete lavorato sul formato, sto parlando del bar RAB, in estensione .avi o in .dav? Punto AVI, quello che ci è stato fornito. Quindi quello proprio originale? Sì. No, il punto AVI è quello... Convertito. è quello convertito, sì. Ah, quello convertito. Sì. Scusate. Quindi non avete mai avuto il punto DAV, direttamente l'hanno il punto avuto. AVI? Noi Ok. l'abbiamo La prima avuto quando volta. abbiamo fatto, è arrivato la prima volta per fare la stima dell'altezza, ma non è stato utilizzato per fare la stima dell'altezza. Sì, no, quello l'abbiamo capito. Hanno dei codici hash tutti i video che avete utilizzato? Certo. Ma sono stati sottoposti a clonazione forense? No. Senta, sono stati applicati nella attività di miglioramento dei filtri, lei ha parlato di filtri Amped 5. Il software è Amped Software. 5. Il software. 5 è un acronimo, Forensic Imaging and Video Enhancement. Ok, nella relazione io leggo proprio filtri di Amped 5. Filtri utilizzati da Amped 5, sì. Ecco, voglio capire che filtri avete usato e questi filtri quando migliorano l'immagine su cosa intervengono? Sul Sì, il pixel piuttosto L'ha detto che... prima, mi pare che lei c'era. Sì, l'ha detto, l'ha già riferito.
L'ha Ripeto, spiegato i prima filtri gli che abbiamo algoritmi. usato sono Sì, elencati sì, in sì. relazione, che sono la blocchettatura, riduce gli artefatti da blocchettatura causati da una compressione con Sì, perdita. sì, no, questo lo leggiamo. Voglio capire questi filtri in che maniera agiscono sull'immagine, sul Già pixel. risposto però, Presidente. No, scusi, però voglio dire, praticamente la domanda è come funziona l'algoritmo. Questa è la Esatto, domanda. esatto, Cioè, la questo- domanda è questa. No, a me non interessa sapere No, come i filtri, funziona. il filtro non è il pezzo di A me vetro, il interessa il filtro risultato finale. è un algoritmo della... Sì, ma, allora, no, io- ma ha già risposto, voglio Sì, dire... no, in realtà come agiscono questi filtri l'ha già detto prima, perché se lei glielo vuole richiedere glielo facciamo ridire. No, Ma no, mi è sfuggito. Ah, no, evidentemente pensavo che chiedo volesse chiedere scusa. qualcosa No, di no, diverso. volevo capire se... Perché io anzi all'esito di quello che aveva detto ho chiesto in qualche modo questa attività di miglioramento muta il contenuto dell'immagine nelle sue caratteristiche, cioè nelle caratteristiche degli oggetti che rappresenta. Adesso forse non uso un linguaggio troppo Il tecnico. miglioramento non è che fa diventare la maglietta verde o gialla o questo giallo o noi verde, è un verde più netto. Magari nitido. Più nitido, esatto, ha usato il termine esatto, è proprio esatto, più nitido. Va bene, comunque li possiamo anche ripetere dove agiscono i filtri, l'avevamo detto, ma insomma si può anche ripetere, non è che... Sì, no, per capire, perché il filtro digitale lavora, no, sui dati originali, corretto? Il filtro digitale lavora su un contenuto digitale. E cosa modifica? No, non La cambia- cifratura originaria resta identica o si Assolut- modifica? No, allora se parliamo di codice hash è certo che lo modifica, lo sto lavorando, ma non modifico l'evidenza dell'immagine. Voglio dire, se io in un'immagine vedo la blocchettatura perché deriva da una compressione esasperata e applico un filtro che toglie la blocchettatura, come agisce il filtro? Non sono un matematico, non sono un ingegnere, non lo so, ma l'effetto che dà il software forense fa in modo che questa blocchettatura io non la vedo più e quindi nell'immagine di cui io ho necessità di lavorare questo fastidio non lo noto più. Questa cosa che dice per esempio della sfogatura della turbolenza vuol dire che abbiamo scritto in relazione, in questo caso, il calore dell'asfalto poteva avere una mancanza di nitidezza sull'ottica, quindi io non avevo una immagine, diciamo, sufficientemente delineata e questo filtro ha tolto questa nebulosità. Elettronicamente come lo fa? Non lo so, lo fa e non cambia l'aspetto, diciamo, il contesto dell'immagine, cambia la qualità. Ovviamente se io poi lo salvo e l'originale ha un codice hash 10.120, quello che io ho lavorato non ha 10.120, ma questo è a garanzia di tutti, vuol dire che io il file l'ho dovuto lavorare. Un'ultimissima domanda. Lei adesso, rispondendo alla domanda della Presidente, ha detto che avete visionato anche il video e poi avete fatto un esame e ha detto che non era utile per essere riconosciuto, anche se era visibile una maglietta di colore verde, una banda sulla... Allora, quindi non vi siete limitati soltanto alla valutazione dell'altezza? Posso? Allora, la finalità di un miglioramento delle immagini è per logica di attività investigativa, questo alla polizia giudiziaria che opera, dammi contezza di quello che ci sono delle particolarità che io posso poi verificare, approfondire. Mi viene in mente, capita spesso, di individuare dei tatuaggi. Il tatuaggio è un elemento molto, discriminatorio, quindi in una fase di movimentazione capire che tatuaggio è non significa avere il volto, ma se ho il tatuaggio sul polpaccio destro ed è una certa forma e il sospettato ha il tatuaggio destro della stessa forma, io gli ho migliorato l'immagine per rendere visibile meglio, apprezzabile meglio l'immagine del tatuaggio, ma non dirò mai guarda che è Feliciani che c'ha il tatuaggio, dirò che il tatuaggio sta lì, poi è un discorso che non ci compete. In questo caso il miglioramento ovviamente è quello di tentare di avere più notizie possibili da quello che stiamo cercando. In questo caso più di queste non ce n'erano. Grazie.
Quindi mi scusi, io già gliel'ho chiesto prima, però avere conferma, il miglioramento delle immagini non altera i presupposti dell'accertamento che voi avete fatto con tutti i limiti che ha molto ben descritto sulla determinazione dell'altezza. No. Vabbè, possiamo licenziare il testo. Presidente, Sì. però diciamo un'ultima precisazione, perché Prego. se no ci giriamo intorno e vorrei che fosse, come dire, anche qui migliorata non l'immagine, ma come dire, il ricordo di questa audizione. Lei ha fatto il miglioramento, lei, il vostro ufficio, il miglioramento dell'immagine. Domanda secca. La polizia scientifica è stata incaricata di comparare questa immagine migliorata con l'immagine di una persona X? No. Grazie. Va bene. Angela, sì, lei si può accomodare intanto. Grazie. Forse le 5. A caldo sbaglio? Delle immagini, prima che ci interrompiamo per una pausa adesso per il pranzo, le immagini prima del ciclomotore che aveva esibito l'avvocato Cagliazza, che fine ha fatto? Che sono state verbalizzate? No, quella con l'ingrandimento sì. I 5 modelli di ciclomotore, che fine hanno fatto? No, l'avevamo data al test. Ma i modelli? Sì, sui modelli. Ma i modelli sono questi, poi io faccio riserva di produrre tutta l'annualità di motociclismo a cui io ero abbonato. Di integrazione diciamo dell'esame del test, se no abbiamo delle... Sì, eccolo qua. Queste sono le foto che sono state prodotte dall'avvocato Cagliazza. Allora, ci rivediamo tra mezz'ora? Grazie. Ci rivediamo tra mezz'ora, va bene? Alle 3 riprendiamo. Faccio riserva di produrre tutta l'annualità di motociclismo a cui io ero abbonato. Di integrazione diciamo dell'esame del test, se no abbiamo delle... Sì, eccolo qua. Queste sono le foto che sono state prodotte dall'avvocato Cagliazza. Allora, ci rivediamo tra mezz'ora? Grazie. Ci rivediamo tra mezz'ora, va bene? Alle 3 riprendiamo.